Ciao, sono Mauro Gazzola, uno dei soci fondatori di Chirico Onlus, un'impresa sociale che da molti anni opera a fianco di bambini, bambine, giovani, adolescenti e famiglie del territorio della provincia di Treviso. Forse ci conoscerai per iniziative come Ci sto a fare fatica, attività estive, i progetti che facciamo nelle scuole. Ma oltre a ciò noi ci occupiamo anche di molte famiglie che nei nostri territori vivono situazioni di difficoltà con i propri figli o di relazione. Il 20 novembre c'è stata la giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il nostro paese ha fatto molto, ma c'è ancora tanto da fare. Per questo motivo abbiamo deciso anche a Montebelluna di ristrutturare una casa che diventerà una comunità diurna per minori, dove anche in questo luogo con professionalità e passione cercheremo di dar modo a bambini e adolescenti di stare meglio con la propria famiglia. Il nostro motto è mai da soli, per questo ti chiediamo il contributo oggi per la ristrutturazione di questa casa, per fare insieme la nostra parte per il benessere di tutti. E saluto Mauro Gazzola, presidente cooperativa Chirico, come avete visto il video di essere qui, ne parleremo di questi bambini, di queste famiglie, della comunità. Saluto anche Bruno Meltrame, sindaco di Brendola, secondo mandato centrodestra. Grazie sindaco anche a lei di essere qui, parleremo anche del problema che hanno questi sindaci, perché come dico tutte le mattine da anni sono gli unici che abbiamo vicino al nostro territorio, dove possiamo bussare alla porta e viene aperta, quasi sempre, dove incontriamo per la strada e non hanno il telefonino, ma ti danno almeno la pacca sulla spalla e ascoltano, e questa è già una grande cosa, perché c'è una solitudine e il non ascolto che è impressionante da parte della politica, che dovrebbe invece ascoltare. Prima perché sono pagati da noi, primo, cioè non è che siano là gratis, e secondo perché devono dare anche delle risposte ai problemi che hanno i cittadini sia da nord a sud che da est e ovest. Allora iniziamo proprio da Mauro Gazzola, perché questo progetto importante, come altri che avete anche in cantiere, ma soprattutto la vicinanza e l'ascolto alle fragilità. Prego Gazzola. Tanto buongiorno Mirella e buongiorno a tutti. Beh, assolutamente noi ormai è questa la nostra missione, il nostro compito, e anche proprio abbiamo fatto di questa nostra passione anche un lavoro, nel senso che ormai ci occupiamo da più di 16 anni un po' di questo tipo di attività. Le famiglie che incontriamo nel territorio sono di tanti tipi. La cosa importante che secondo me il nostro territorio si deve accorgere è che quei problemi che noi siamo abituati a vedere lontani da noi in realtà sono il nostro vicino. Le difficoltà in famiglia colpiscono tutti i ceti sociali, dalle famiglie più marginali ma anche le famiglie benestanti, perché in realtà siamo tutti noi una storia familiare, una storia anche partita dai nostri genitori stessi, e molte volte se non c'è un percorso di affiancamento, perché nessuno si fa da solo, no, si rischia che poi alcuni tipi di difficoltà vanno poi trasmesse, si ripercuotono in un territorio, si ripercuotono nel vicinato, lo vediamo anche nei fatti di cronaca. Noi in particolare abbiamo proprio la passione per supportare i bambini. Il nostro sogno è che ogni bambino stia bene a casa con la sua famiglia. Dove non è possibile abbiamo anche progetti strutturati, abbiamo visto nel video, no? All'inizio, lì in quel caso parlavo di una comunità per minori diurna, però, quindi i ragazzi passano la giornata con noi, no? Pomeriggio, poi d'estate magari un tempo più lungo, per poi rientrare nella propria famiglia. Ecco, in questo tipo di attività sicuramente ormai abbiamo incontrato centinaia di ragazzi in questi anni, quindi alcuni anche più grandi ho la possibilità di rivederli, che lavorano, hanno anche una famiglia, quindi sicuramente dà anche soddisfazione. Allora, quello che vorrei anche lanciare questa mattina è un bel messaggio, nel senso che avete sentito Mauro Gazzola, che di ragazzi ne ha visti passare tanti, ha collaborato con tanti, collabora ancora, certo, che non ha parlato di cattivi ragazzi, ha parlato di ragazzi, molti dei quali hanno bisogno di un ascolto, di un prendere per mano, di accompagnare, perché è un'età molto difficile, e soprattutto perché abbiamo veramente i nemici dietro l'angolo per questi bambini, per questi ragazzi, e bisogna capire che da soli non ce la faranno, e se cadono bisogna dare una mano per rialzarsi. Purtroppo molte volte non si trova questa mano, e subito anche dopo la prima caduta noi siamo bravi a mettere le etichette, delinquente, spacciatore, di tutto e di più, ma chi è che non ha sbagliato
chi non ha peccato scagli la prima pietra. Certo. Eppure noi etichettiamo questi ragazzi e per loro è un marchio che fanno fatica poi a togliersi, anche se è la prima volta. Io con loro ho fatto anche dei percorsi e mi ricordo sempre le parole di quel ragazzo. Il mio più grande dolore è quello di vedere i miei genitori tristi per quello che ho fatto. Ecco, questo non riesco a togliermelo dalla mente, perciò capite che ci sono anche dei valori. Non a caso nei test che facciamo con loro quando sono ospiti, la prima cosa che dico, nella prima scala cosa metti? La famiglia. Allora, vediamo anche di conoscere questo sindaco, andiamo a vedere, prendo la prima parte, poi parliamo con il sindaco. Dove la pianura si increspa e sale verso lontani rilievi alpini, sorge Brendola, ricco comune della provincia vicentina. Il comune di Brendola si trova nel cuore del Veneto, nella periferia della città di Vicenza, e viene da noi definito la Porta di Berici perché è l'ingresso a ovest dell'area berica di Colli Berici. L'antica origine del borgo è documentata da alcuni documenti risalenti all'anno 1000, tuttavia è certo che il toponimo fosse attestato già nell'Alto Medioevo. Il nome Brendola sembra collegarsi alla presenza di numerose risorgive nel territorio presenti tuttora. Dal punto di vista storico numerose sono le testimonianze, abbiamo ritrovamenti dell'età del bronzo, oltre che al periodo romano e al periodo medievale, che si enuclea nel centro alto del paese, nel cui sfondo fa bella mostra il castello, la famosa Rocca dei Vescovi. Dominante sulla pianura e sui colli circostanti, la Rocca dei Vescovi fu costruita nella seconda metà del X secolo. Distrutta da un incendio nel Cinquecento, divenne una pittoresca rovina che solo nel Novecento venne gradualmente riqualificata. Grazie a un restauro che è stato effettuato di recente c'è anche la possibilità di visitare il castello, soprattutto il torrione, che è la parte più alta, da cui si gode una vista bellissima sul paese di Brendola. La Rocca è già aperta in alcuni eventi e sarà aperta prossimamente, e in questo modo sarà possibile salire sul torrione e vedere Brendola dall'alto. La presenza è... Allora, dopo continueremo a vedere questo bel video di Brendola. Intanto chiedo a Bruno Beltrame, sindaco, perché il nome Brendola? Da cosa deriva? Ma dato buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Brendola deriva dal nome di Brendole, che sono le fontane che nascono dal terreno. Praticamente il nostro comune è ricco di risorgive e veramente ha un'abbondanza d'acqua che l'ha resa un punto importante nel passato, nel senso che giustamente i paesi nascevano dove c'era acqua, dove c'era agricoltura, e Brendola è sempre stata, tra virgolette, una zona di... I vescovi durante le varie dominazioni di Vicenza si venivano a rifugiarsi lì a Brendola. Difatti a Rocca dei Vescovi era il punto in cui, quando c'erano le invasioni, scappavano tutti quanti e venivano nel nostro paese, e da lì deriva anche poi un'altra particolarità, che è l'uso civico. Abbiamo tutta la collina di Brendola che è di proprietà del comune, viene data a chi vuole per mantenersi il bosco, per fare legnatico. Ecco, sono tutte una storia abbastanza particolare, però Brendola appunto deriva dalle fontane, dalle risorgive di cui il nostro paese è veramente ricco. Allora, mi fa piacere, sa perché, sindaco Beltrame? Perché il nostro Mauro Gazzola, quando ha nominato Brendola, ha detto dove si trova. Quando abbiamo fatto vedere un po' di video ha detto che bello, l'importanza anche di farvi conoscere, di sapere, e soprattutto la preparazione, perché più di qualche volta qualche sindaco, quando gli facevo cosa deriva questo nome, quasi tutti preparati, devo dire la verità, ma qualcuno mi dice porca miseria Mirella, che domanda che ti hai mega fatto, mi chiamavano dopo, beh, devi essere preparata, no scusa, certo. Vieni davanti alle telecamere, rappresenti il tuo paese, dovrai anche pur
sapere come si chiama e perché si chiama questo paese. Bravo sindaco, complimenti, ma soprattutto questa bellezza che abbiamo nel nostro territorio, l'Italia, per carità, perché quello è. Abbiamo il più grande patrimonio UNESCO al mondo, pensate, ma avete visto le bellezze che abbiamo? Delle volte siamo monotoni e pigri, invece dobbiamo girare. Adesso arriva la bella stagione, per questo vi invito anche sindaco, per far vedere cosa abbiamo alle porte di casa, perché cosa ci impieghi arrivare a Brendola, non è che devi andare a New York o in Francia o in Inghilterra. Ecco, anche questa pigrizia invece di conoscere il territorio, quanto importante è anche per voi promuovervi, sindaco? Beh, per noi è fondamentale la promozione, di fatti quando mi invitano in queste trasmissioni vengo sempre molto volentieri, anche perché appunto prima si parlava di passeggiate e noi appunto abbiamo creato tutta una serie di percorsi che si chiama appunto la Porta dei Berici, dove abbiamo percorsi che si snodano nel nostro territorio da 5, 10, 15, 20, 30 chilometri, e quindi siamo all'ingresso del casello di Montecchio Brendola, perché adesso siamo riusciti anche ad avere il doppio nominativo del casello, e quindi siamo veramente in un punto nevralgico. Tanto per dirle, facciamo anche delle gare di scacchi per le scuole a livello regionale, e vengono qui a Brendola perché c'è la stessa distanza che c'è da Venezia a Brendola e da Verona a Brendola, quindi i ragazzi riescono ad arrivare tutti quanti più o meno nello stesso periodo, nello stesso tempo, quindi non possono dire sono un po' più affaticato, quindi veramente siamo noi nel cuore del Veneto, e per noi queste trasmissioni veramente ci danno uno sprint in più, perché riusciamo a promuovere. Adesso abbiamo a fine febbraio la marcia della Brendoliana, dove in genere partecipano circa 5.000-6.000 persone che vengono a fare tutto il giro dei nostri sentieri, quindi veramente per noi queste trasmissioni sono un toccasana, perché ci facciamo conoscere e soprattutto diamo possibilità a chi vuole fare turismo non di massa ma turismo un po' alternativo di fare 4 passi, di venire a gustare qualche buon bicchiere di vino, qualche prodotto tipico nostro, insomma abbiamo parecchi agriturismi, e quindi insomma in pace, in tranquillità si cammina per le nostre colline e insomma si sta una domenica molto molto tranquilli e rilassati. Grazie sindaco. Vede, se non ci fosse Media Nord-Est dovremmo inventarla, dico io, perché veramente tutti fanno i complimenti a questa emittente che veramente arriva nelle case delle persone, è seguitissima come questa trasmissione. Ringrazio, anzi mi dà l'occasione, sindaco, per salutare quella coppia di Marcon che ho incontrato ieri a Treviso, che guardano tutte le mattine Sveglia Veneti e mi hanno fatto i complimenti, perché hanno detto che è una trasmissione dove si sente veramente il territorio e la verità, che ha il coraggio di dire Mirella che si sente poco. Perciò ringrazio questa coppia di Marcon che ieri mi ha fatto i complimenti, perché per me è molto importante, perché cerco di capire e parlare proprio con la voce del popolo soprattutto. Sindaco, cos'è? Tutto bello, ma cos'è che la preoccupa? Prego. Ma allora quello che preoccupa in questi periodi è essenzialmente questa crisi economica latente, perché nessuno ne parla magari approfonditamente, però stiamo vedendo soprattutto negli ultimi mesi il ceto medio, ma anche quello medio-basso, che sta andando un po' in difficoltà. Noi facciamo ogni anno il bando per l'aiuto affitti, per l'aiuto delle bollette del gas e dell'energia elettrica, e anche quest'anno purtroppo le richieste sono aumentate, tanto che abbiamo dovuto anche implementare il fondo, perché la Regione aveva tolto alcuni fondi da questi contributi. Li abbiamo implementato e mettiamo lì qualcosa come quasi 50.000 euro per aiuti vari alle famiglie nei sociali, quindi bollette, affitti, queste cose qua, e questa cosa sta un po' preoccupando. Sto vedendo comunque che la grossa industria si sta un po' muovendo, però il ritorno dell'economia insomma la vedo molto calma la situazione, quindi questo mi preoccupa, perché giustamente poi le famiglie vanno in crisi economica, e poi cominciano, come si diceva prima, tutti i problemi di disagio che quindi bisogna seguire, e non sempre i comuni purtroppo riescono a dare le risposte che dovremmo dare, perché anche noi abbiamo purtroppo le armi spuntate.
Sì. E siete quelli più presenti nel territorio dove veramente dovreste avere molto più disponibilità per aiutare le famiglie. Io dico sempre che se anche questi bonus, soprattutto ecco, questo reddito di cittadinanza lo avessero dato a voi, non sarebbe successo il pandemonio che è successo, perché voi sapete bene chi sono le famiglie che hanno bisogno, ecco, come elargire a chi questi soldi. Non si riesce a capire perché quando abbiamo una situazione di controllo sicura non viene messa in atto. Ecco, questo mi dà molto fastidio, ma è tutto mirato, Sindaco. Io sono convinta che niente viene fatto a caso in politica, io sono convinta di questo. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Mi sta a Brendole. Brendole è un bel paesetto dove c'è anche bei agriturismi che ti mangi bene. Gente cortese, lavi buon, andare a Brendole perché se vuoi andare a fare una passeggiata, andare fuori la porta, andare, mangi bene e stai bene. È un bel paesetto. Bravo Sindaco. E poi da tutto, è una roba che non ti aspetti neanche a vedere, certe robe ti dà, sta torre, sto castello, che non ti penseresti mai che è fugge. E il giardino che ha messo allo posto, mi pare, si impegna a fare. Bello, perché i vermi le fatti così, i taccai e il soraise, che era Pio Mirella. Delle volte mi dà fastidio, li vuol parlare tutti in italiano, forbito, siamo veneti. Al Veneto e veneziano una volta che era una lingua, abbiamo da portare avanti il nostro dialetto, no? E frasi in inglese, robe, cosa ne interessa. Gli altri veneti non abbiamo bisogno di niente, perché abbiamo tutto. Abbiamo un mangiare buono, il vino buono, la gente è buona, la gente ha qua di un che va fuori a vedere, ma va bene, in tanti, neanche non si vede, perché purtroppo il mondo è stato così. Ora bisogna che godiamo i nostri paesi, non andare in giro. Mi sono da tanti anni in Jugoslavia, ma quando che ti mangiavi bene, che ti spendevi poco, però non vede niente, non vede robe, i paesi come diremo gli altri. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti perché ho tanti video anche questa mattina. Penso che anche il sindaco Beltrame sia stato contento a dire le parole di Rinaldo. Non so dove che non si sta Rinaldo, gira dappertutto. Rinaldo conosce tutto, è veramente in gamba. Allora andiamo a vedere proprio questo contributo alle famiglie, perché a Mirella piace tanto sentire quando un sindaco aiuta famiglie ed è giusto dare anche visibilità. Andiamo a vedere questo video. Sono state un centinaio le famiglie di Brendola a beneficiare di contributi e sussidi che spaziano dall'acquisto di libri al sostegno per gli affitti e per le utenze domestiche o ancora per spese di attività a sostegno dei minori o rivolte all'inclusione sociale. Famiglie in crisi economica che hanno portato l'amministrazione a liquidare nel 2024 66.000 euro a sostegno di chi versa in difficoltà. Aiuti che hanno visto l'impiego di risorse del bilancio comunale e che sono limitate rispetto alle situazioni che richiederebbero interventi di questa natura, rileva il sindaco che lancia un appello alle istituzioni regionali. Abbiamo dovuto intervenire aumentando le risorse, soprattutto per il settore affitti, che gli altri enti sovracomunali hanno tagliato queste risorse. Quindi come amministrazione abbiamo aggiunto risorse per rispondere alle esigenze. È evidente che come amministrazione cerchiamo di rispondere con i nostri mezzi quello che possiamo a questo disagio. Ci vorrebbero più risorse, quindi l'appello che faccio e soprattutto agli enti sovracomunali di dare più risorse ai comuni, soprattutto alle famiglie che hanno questo disagio e che a causa della crisi economica continuerà sicuramente nei prossimi anni. Anche nel bilancio 2025 gli stanziamenti previsti in favore del sociale consentiranno di garantire la stessa attenzione alle fasce più deboli della popolazione. Allora, Mauro Gazzola, cosa diciamo a questo sindaco che ha capito l'importanza di stare vicino alle fragilità? Se non riesco a pagare l'affitto, il mutuo, le bollette è un disagio incredibile, mi sento con le spalle al muro, prego. Assolutamente. Beh, io non posso che condividere il tema che ha portato il sindaco e credo si trovi anche in buona compagnia nel nostro territorio, nel senso che molti condividono questo pensiero. Noi ormai ci troviamo ad affrontare, ad accompagnare famiglie che diciamo sono veramente in situazioni che non arrivano a fine mese, ma non solo, c'è una cosa importante da sottolineare. Oggi ci sono famiglie che pur lavorando non arrivano a fine mese. Noi ci occupiamo anche di ragazzi di 18 anni che non rientrano in famiglia ma dobbiamo aiutarli a diventare indipendenti o perché sono stati allontanati dalla famiglia o perché sono orfani, no.
Ho fatto un'indagine per curiosità. Nel 94 l'incidenza dell'affitto sullo stipendio era del 20 e qualcosa per cento. Oggi in media, chiaro in media, è quasi del 60%. È impossibile arrivare a fine mese anche con un lavoro. Quindi ci troviamo con nuovi poveri, di cui effettivamente si parla poco, perché pur avendo uno stipendio, no, per non parlare del fatto che tutte le istituzioni non favoriscono anche donne che non hanno un lavoro, che sono a casa, perché viene ritenuto che se non hai un lavoro puoi gestire il bambino, ma se hai bisogno di trovare un lavoro devi avere anche l'istituzione che te lo accoglie a scuola, quel bambino là, no? Quindi hai meno punteggio. Questa adesso è la follia, hai meno punteggio perché sei a casa, quindi per accedere magari al tempo pieno o altri tipi di iniziative. Io credo che le istituzioni politiche devono unirsi in questo senso e anche prendere delle strade che portano, che sono importantissimi, degli aiuti di questo tipo, ma creare un sistema dei servizi, perché una famiglia, anche se non va in vacanza, sta bene lo stesso, ma se gli viene garantito comunque l'istruzione e le attività per i suoi bambini, è già un passo importante, insomma, ecco, quindi senza bisogno di aumentare le risorse, ma di aumentare i servizi per queste famiglie. Vedi Mauro Gazzola, tu sei presidente di questa cooperativa, io sono presidente di un'altra associazione, anche di altre realtà. Abbiamo il sindaco che ha tante cose da sistemare tutti i giorni, quando si alza da letto non sanno neanche tutti, parlo in generale, certo, che strada prendere, da dove uscire, perché sanno già i problemi che ci sono. Il problema è che c'è il divide et impera, perché questi sindaci, queste realtà, queste scuole anche, dovrebbero essere aiutate dal mondo del volontariato. Invece non può essere, qua lo chiedo anche al sindaco Beltrame, che solo i soliti noti sono invitati a certi tavoli. Abbiamo tantissime associazioni di volontariato. Io sto facendo un elenco di tutte le associazioni di volontariato, proprio come dice Mauro, per capire cosa c'è che non va. Guardate che ho preso paura da quante associazioni abbiamo e tutti fanno un qualcosa di specifico. È questo che è interessante, chi si occupa di cultura, chi si occupa di trasporti, chi di aiuto, di tantissime cose, eppure siamo divisi, sindaco. Ad esempio anche quel papà di Cittadella che mi ha chiamato, e lo chiedo anche a Mauro Gazzola, dove ha detto mio figlio ha fatto una grande cavolata grossa ma non proprio così ed è stato sospeso 4 mesi, fa la didattica a distanza a casa, però io lo vedo là sul divano e questo non va bene. Ma serve proprio sospenderlo oppure inserirlo in qualche altro contesto? Ecco, penso ad esempio a Mauro Gazzola, studia il mattino e poi il pomeriggio vai ad aiutare. Perché devo vedere mio figlio a casa per 4 mesi? Era proprio necessario e mi ha chiesto, sindaco, ma la scuola è inclusiva o esclusiva? Adesso cercherò, Lino, anche di parlare con chi di dovere per capire, perché questo papà vuole essere anche aiutato, vuole capire cosa poter fare. Allora, visto che abbiamo un genitore che vuole mettersi in gioco per il figlio, allora vediamo come aiutarlo. Prego, sindaco Beltrame. Ma allora, nella mia esperienza, insomma, dal 2017 che faccio il sindaco, quello che manca secondo me non sono tanto le associazioni, che ce ne sono una miriade, manca far rete, nel senso che non c'è... Bravo sindaco! Non c'è un coordinamento tra le associazioni, quindi molte volte disperdiamo persone su tanti piccoli rivoli e alla fine non concludiamo nulla. Sulla scuola anche lì, noi tanto per dire abbiamo messo in campo, soprattutto nel periodo estivo dove c'è il grosso problema che i ragazzi sono lasciati un po' a se stessi perché giustamente i genitori lavorano, e siamo, oltre al dopo scuola per le elementari siamo riusciti, grazie alle nostre associazioni, a Proloquo, la Polisportiva e altre, a mettere anche in campo un dopo scuola per ragazzi delle medie e anche quelli che hanno finito le medie, si chiama Team Camp, quindi è qualcosa che vale più perché sti ragazzi si li tieni occupati a fare qualcosa di buono, tipo anche noi facciamo, ci sto a fare fatica, li vedi che sono attenti, che sono gratificati, se invece li lasci là in base a se stessi molte volte si perdono. E la scuola, ecco, anche lì dovrebbe esserci un coordinamento un po' più attento, perché
quando giustamente un ragazzo sbaglia, e chi nella vita non ha sbagliato, non dobbiamo reprimere solo, ma dobbiamo magari creare i presupposti perché possa recuperare in maniera giusta. Cioè, se lo lasciamo a casa nel divano, come in questo caso mi ha detto lì, insomma non concludiamo niente. Se invece ci fosse un qualcosa dentro la scuola, perché ha sbagliato, si fa capire che ha sbagliato, ma in ogni caso si cerca di recuperarlo con un sistema che funziona, allora la questione sarebbe migliore. Dopo, ecco, la bacchetta magica purtroppo non ce l'abbiamo. Noi ogni tanto nei nostri tavoli, soprattutto quelli dell'ULSS o altri tavoli, riusciamo magari a battere i pugni e portare a casa qualcosa, perché poi tante volte ti vedi anche gli enti superiori che magari non sanno neanche loro come interagire, cioè manca appunto questa rete, e questa qua è la sfida che soprattutto nell'ambito dei sociali bisogna creare, perché le associazioni vanno aiutate, gli enti hanno i mezzi per farlo, però se non creiamo una rete tra di noi, purtroppo sprechiamo risorse inutilmente. Ecco, questo è quello un po' che mi sento di dire. Allora, Mauro Gazzola, anche il sindaco dice non si fa rete, eppure c'è qualcuno che dovrebbe farlo e non lo fa, a mio avviso, perché se questi sono i risultati vuol dire che qualche carrozzone non funziona come li chiamo io. Però c'è anche un problema, ci sto a fare fatica, l'ha nominato anche il sindaco Beltrame. Ma perché si deve fare fatica 3 volte all'anno, 2-3 volte all'anno, e non si deve fare fatica tutti i giorni? Cioè è questo che non riesco a capire, cioè questa noia che invade questo mondo di ragazzini, di bambini, che li vediamo quando si occupano magari della raccolta differenziata, di pulire, di fare qualcosa. Loro ci sono, sicurezza stradale. Loro veramente li vedi che sono felici, sono attenti, ascoltano, imparano. Ma perché bisogna fare fatica 3 volte all'anno? Poi non parliamo di agosto, che non si fa proprio fatica per niente, tutto chiuso, e lo dico anche al sindaco, non so a Brendola, ma quasi una disperazione, tutto chiuso in agosto, come se tutti avessero la possibilità di andare in ferie. C'è qualcosa che non va. Certo. O ci sono quelli che muovono i fili che non sono competenti e non conoscono realtà, oppure c'è qualcosa che veramente mi lascia molto perplessa. Prego, Presidente. Sì. È un bel tema questo, Mirella, nel senso che secondo me non c'è un'unica motivazione, alcune sono state elencate, è vero, si fa poca rete, però mi sento di dire 2 cose. Da una parte non dobbiamo dimenticare che la ricchezza del nostro territorio è anche l'inventiva che hanno le persone, ed è il motivo per cui sono nate tante associazioni di volontariato. Non dobbiamo dimenticare che il Veneto è la regione dei campanili, quindi ognuno si fa la propria organizzazione. Io credo che ci sia una strada importante da poter percorrere. È vero un coordinamento più allargato, è vero anche che a mio avviso ogni comune dovrebbe avere al suo interno, ci sono uffici per qualsiasi cosa. Ci dovrebbe essere anche l'ufficio di coordinamento delle attività di volontariato, e cominciare da lì. Cominciare ad avere un ufficio istituzionale gestito anche dall'amministrazione pubblica, che coordina le organizzazioni, le convoca e cerca di fare rete. Non avviene più spontaneamente questa cosa, perché ognuno di noi ha una vita troppo impegnata e complessa. Deve esserci qualcuno di competente che fa questo tipo di lavoro. Per quanto riguarda i giovani, la mia esperienza è che l'anno scorso, Mirella, solo nel territorio di Treviso avevamo 1300 richieste. Un ragazzo nella conferenza stampa fatta a Treviso ha detto: la più bella esperienza fatta in vita mia, anche proprio personale. Mi viene anche da dire che forse non ha avuto accesso a tante altre esperienze che sono comunque belle. Quello che mi viene da dire è questo: i giovani hanno voglia, ma il mondo degli adulti lo rende difficile far fatica ai ragazzi in vari contesti. Hai così tante se, così tanti ma, così tante difficoltà messe davanti. Tanta burocrazia, perché dovrebbero poter fare le loro attività nella loro giornata attraverso la scuola, attraverso il tempo libero, ma è veramente complicato. Mirella, i ragazzi ci stanno se li chiami. E li abbiamo anche i ragazzi, il problema è andarli a prendere, perché da soli non arrivano. Certo. Andiamo a vedere la seconda parte di Brendola. La presenza ecclesiastica, salda e forte sin dai secoli della Rinascenza carolingia, è rimarcata dall'ex monastero benedettino che si trova in località San Vito. I monaci operarono ininterrottamente in questo territorio dall'VIII al XIX secolo.
La secolare devozione di queste genti si riverbera nei cammini, nei sentieri poderali e nei molti plessi sacri che li punteggiano. Ci troviamo in colline verdeggianti con sentieri che sono piacevoli da percorrere. Questi sentieri poi hanno una particolarità che collegano tutto il percorso storico-culturale e così si crea un percorso interessante. Tra i molti percorsi a disposizione del viandante, la singolare Via dei Carri, legata alla memoria di Santa Maria Bertilla, merita una menzione speciale. Dalla posizione in cui siamo parte la famosa Via dei Carri, cioè la strada che la Santa Bertilla Boscardin percorreva tutti i santi giorni per arrivare alla chiesa parrocchiale. Questa è una strada storica sia dal punto di vista urbanistico che dal punto di vista della narrazione della vita della Santa. Infatti Santa Bertilla è nata in questo luogo nel 1888, il 6 ottobre. E con la madre saliva regolarmente alla parrocchiale per pregare e assistere a Santa Messa. Lungo questo percorso l'associazione Laboratorio Brendola ha posto delle 12 edicole che illustrano tutta la storia e la vita della Santa, del paese e della nazione durante gli anni della sua vita. Da qui il viaggiatore potrà approdare facilmente alla piccola chiesetta nota come Madonna dei Prati, risalente al XII secolo, e alla chiesetta Revese, piccolo gioiello dell'architettura locale. La chiesa Revese è stata commissionata dai Revese a Luise Lamberti da Montagnana e costituisce un gioiello unico nella sua manifestazione del primo Rinascimento. L'epoca di costruzione si aggira intorno al 1490-1492 e Lamberti è un contemporaneo autore della chiesa di San Michele dei Miracoli di Lonigo e di una chiesa ortodossa al Cremilino a Mosca. Il gioiello architettonico è stato restaurato e reso anche agibile e visitabile in questo periodo. Allora, Sindaco Beltrame, ha sentito cosa ha detto il nostro Presidente Mauro Gazzola? Ci sto a fare fatica, l'ha detto anche ieri, ma su questo territorio bellissimo. Possibile che non riusciamo a fargli fare fatica 365 giorni all'anno a questi ragazzi che secondo me anche parteciperebbero? Prego, Sindaco. Ma allora noi abbiamo tentato più volte, tentiamo sempre di coinvolgere i ragazzi perché abbiamo insomma la polisportiva che fa una serie di attività sportive dalla ginnastica al calcio, alla pallavolo, al basket, poi abbiamo tutta una serie di attività per cui i ragazzi, se hanno voglia di fare, insomma, riusciamo a coinvolgerli. E sul discorso di fare fatica, tante volte io li ho visti, siamo partiti con 10 ragazzi 3 anni fa e adesso nell'ultima volta ne avevamo quasi 50, quindi giustamente come si è detto i ragazzi quando li chiami ci sono. E è evidente che tante volte appunto i tanti impegni che hanno, tante volte non si ha neanche il tempo come famiglia di chiedere ai nostri figli di fare fatica, e lì penso che sia un primo step che ci fa riflettere, nel senso che dobbiamo avere il coraggio anche di responsabilizzare di più i nostri ragazzi, nel senso che farli sbagliare magari qualche volta, farli fare qualche lavoretto anche se sbagliano. Tante volte siamo talmente presi, talmente di corsa tutti quanti che ma si lascia stare che faccio io, ma si lascia stare, e così creiamo, scusatemi il termine, però creiamo dei bambini apatici, nel senso che tanto c'è sempre qualcuno che fa qualcosa per me, cosa devo fare? Sto là fermo. Questo penso sia il primo passo. Poi giustamente le istituzioni abbiamo tentato tante volte di fare il consiglio comunale dei ragazzi, non siamo ancora riusciti a farlo, non siamo ancora riusciti a collaborare appieno con le scuole, ma ci stiamo tentando. Però abbiamo tutta una serie di attività che facciamo fare nell'ambito sportivo, cioè quando abbiamo l'ipotesi e la Brendolana che abbiamo questi 6.000 persone che vengono a correre nel nostro paese. Abbiamo anche una serie di ragazzi dai 15, 16, 18 anni che danno una mano nell'organizzazione, quindi
c'è la volontà, ci dovrebbe essere un po' più di attenzione da parte delle famiglie, che questi ragazzi tante volte devono essere un po' più responsabilizzati, ma come lo eravamo noi, insomma, mi ricordo anche io quando magari sbagliavi, prendevi il ceffone nella testa dal papà perché avevi sbagliato a fare qualcosa. Ecco, adesso queste cose mancano e secondo me questo è un punto fondamentale che dovremmo riscoprire dal mio punto di vista. E adesso dobbiamo avere la volontà di andare in pubblicità. Sentiamo come lo spiega Mauro Gazzola questo video, Par Carità 2024, visto il titolo che piacerà sicuramente al nostro Rinaldo. Prego. Sì, il Par Carità è un evento promosso dal comune di Villorba, che veniva proposto diversi anni. Dall'anno scorso e verrà riproposto anche questo anno abbiamo cominciato a partecipare alla gestione di questo evento, perché a Villorba abbiamo diverse attività e iniziative in collaborazione con l'amministrazione comunale legate proprio alla fascia dei bambini, degli adolescenti, dei giovani, e in questo evento qui si è voluto un po' radunare un po' tutte queste energie nuove, questa parte insomma giovane della società, in collaborazione con adulti anche professionali, perché avete visto c'è stata una gara di skate, c'è stata una gara di ballo, ci sono state diverse iniziative laboratoriali che hanno permesso l'aggregarsi di ragazzi provenienti da tutti i territori, perché poi lì fortunatamente c'è uno skate park che raduna proprio ragazzini, ragazzi e anche molte ragazze un po' da comuni anche lontani, da Conegliano, Treviso, dal Veneziano, per venire a radunarsi a questo evento. È stata veramente una giornata spettacolare, con i miei colleghi educatori che hanno un po' organizzato il tutto, e che poi però prosegue durante l'anno, perché comunque all'interno del comune di Villorba c'è questo spazio di aggregazione, di progetto con i giovani che continua tutto l'anno. Allora, Sindaco Beltrame, non è il caso di veramente vedere di cambiare questi carrozzoni che sono sempre gestiti da persone diversamente giovani, pochissimi giovani, che sono presidenti, vicepresidenti, consiglieri, e inserire più il mondo giovane, il mondo del volontariato con i giovani? Ma perché, se abbiamo tutte queste associazioni, sono più di 360 quelle iscritte, perciò pensate quante ne abbiamo di più, non dare la possibilità ogni anno che sia un presidente di un'associazione a gestire il gioco? Cosa dice Sindaco? Non sarebbe tempo di cambiare, dare loro la possibilità di farsi conoscere, magari anche con nuove idee? Perché si parlava prima con Mauro Gazzola, quando c'è il cambiamento anche con dei giovani si vede, è una cosa veramente con nuove idee che emerge. Cosa ne pensa Sindaco di eliminare certi carrozzoni gestiti sempre dai soliti noti, visto che sono anche importanti, sono quelli che possono dare anche là? Che ne pensa, Sindaco? Ma guarda, sfondo la porta aperta. Io ho cominciato a fare politica avevo 16 anni e ho sempre trovato grande difficoltà a entrare in certi ambienti, soprattutto da quando eri considerato troppo giovane. E nella mia squadra l'età media è intorno ai 40-42 anni, quindi cerchiamo sempre ogni volta che facciamo una squadra di inserire ragazzi giovani, perché sono sempre stato dell'avviso che l'esperienza serve di quello che ha, la persona che ha l'esperienza serve, però l'idea giovane tante volte ti dà quella visione diversa, magari di tentare qualcosa che poi scopri che era forse un'idea vincente e magari provi delle cose
innovative. Sulla politica potremmo fare grandi discorsi, il problema è che molto spesso, come si può dire, si viene lasciati, cioè si crea una specie di apatia alla politica, così in modo che i giovani non ci possono, non si affacciano neanche a questa io chiamo arte perché insomma per me è una passione, la faccio da anni e dove tocchi vari settori. In certe realtà sì, servirebbe sicuramente che in certi posti un po' più di ascolto a queste associazioni o soprattutto magari creare delle consulte in cui insomma ci fossero delle associazioni e che potessero esprimersi in maniera un po' più perché è scritto che per forza bisogna che ci sia una giunta, un direttivo, che si viene eletti, cioè siamo nel 2025 ragazzi, andiamo nello spazio, creiamo, come ha detto il sindaco Beltramo, delle opportunità dove queste associazioni a turno gestiscono il gioco, perché è un gioco importante, è un gioco anche dove arrivano tanti soldi. Ma stiamo scherzando, sindaco? E non si vuole cambiare, si è rimasti fermi ancora a chi voti. Basta, dobbiamo cambiare, se no perdiamo il mondo del volontariato, o sbaglio? Mauro. Il mondo del volontariato è già in forte crisi, nel senso che non c'è ricambio generazionale, nel senso che va affrontato in maniera seria questo tema. Perché io sono d'accordo che magari alcune realtà hanno anche una loro storia e sono partite in tempi anche diversi. Ma oggigiorno, come ha detto bene il sindaco, la presenza di un giovane ti aiuta a vedere il mondo com'è adesso e come sarà domani, perché tu che hai una certa età puoi essere anche la persona più illuminata di questa terra, però sei di un'altra generazione. Sicuramente serve un mix di queste cose, perché serve l'esperienza e anche la voglia di fare e l'energia per intraprendere delle cose. I grandi progetti partono quando hai anche una certa età, è difficile che a un certo punto hai voglia di spenderti su una cosa, e infatti i giovani stanno dimostrando che dove vogliono, dove c'è necessità, hanno avuto grandi inventiva. Allora andiamo a vedere, proprio ci sto a fare fatica la prima parte. La spatola? Questo è un metro su più avanti, no? Pensate, ho solo detto 365. Piano, perfetto, ok.
Salve, sono Giuliano, sono un handyman. Handyman, che traduzione in italiano è un tuttofare. Lo scopo, penso, principale di questo progetto è fare in modo che i ragazzi conoscano, si affezionino e partecipino anche alla gestione del proprio territorio. In questo momento stiamo ripristinando un mobile della nostra scuola elementare qui a Resana. È un bel progetto, è un progetto a livello nazionale, ma soprattutto è un progetto che permette di far uscire i ragazzi dalle case, farli socializzare molto fra di loro e conoscere l'ambiente in cui vivono, cosa che spesso non accade. Sono ragazzi volenterosi, sono di scelta, sono loro che scelgono di partecipare, ricevono un buono fatica da poter utilizzare negli esercizi commerciali del nostro comune. Devo dire che dal terzo anno a cui partecipo sono molto motivati e sono trascinatori. Mentre il primo anno qui a Resana eravamo 2 squadre, il secondo anno 3, quest'anno siamo arrivati a 5 e pensiamo che la cosa sia anche favorevolmente contagiosa, è positiva. Vediamo ragazzi che sorridono, che si impegnano, partecipano anche con la musica e lo fanno con piacere. A noi piace questo progetto. I guantini perché non si sporca, non si fa mai. Sto che imbranai chi sei, cioè non sai che si muova tanto velocemente. Sindaco, facciamoli muovere un po' più velocemente questi ragazzi, cosa dice? Facciamo fatica 365 giorni all'anno? Prego. Sì, sarebbe il caso sì, di fargli fare fatica 365 giorni all'anno. Comunque già io ho sperimentato questo progetto e posso dire che veramente i ragazzi serve perché si prendono coscienza di cosa vuol dire prendere un pennello in mano, prendere una scopa in mano, perché attualmente purtroppo ci sono ragazzi che neanche sanno come funziona un pennello e ciò è un po' desolante, però insomma noi ci tentiamo di fare, ma secondo me il materiale c'è, basta insistere e vedo che già l'anno scorso abbiamo raddoppiato i numeri e sono convinto che quest'anno riusciremo a coinvolgere di più, ma soprattutto anche nelle associazioni, perché vedo una certa frizzantezza, cioè bisogna andare a prenderli. Ma perché Sindaco non mettiamo assieme, ad esempio, come faccio tutte le mattine che faccio lo scambio dei numeri tra sindaci e ospiti, li portiamo a fare fatica a Brendola tutti assieme, cioè creiamo questa di scambio, intanto perché conoscono altre realtà, conoscono altri bambini, altri ragazzi, vedono il territorio, perché una volta ti portavano in gita, ecco portiamo in gita però facendo fatica. Cosa dice Sindaco? Non sarebbe male più che altro gestire i tempi, perché poi giustamente il progetto riguarda una mezza giornata la mattina e per 2 settimane, quindi diventa difficile organizzare, però si potrebbe anche tentare, nel senso magari così si creano anche rapporti tra persone comuni. Insomma, noi siamo i veneti per antonomasia campanilisti, però se abbattiamo qualche campanile e facciamo conoscere questi ragazzi magari anche hanno più voglia di farlo, secondo me lei. Anche perché più di parole bisogna agire ormai, Sindaco, guardate che se continuiamo a parlare e non agire, questi ragazzini terribili diventeranno sempre di più, bisogna anche fermarli e iniziare a fare prevenzione, se no non andiamo fuori. Prego Mauro. No, beh, assolutamente. Io credo che poi anche questo progetto qui, che sta avendo numeri sempre più importanti, possa essere una palestra di allenamento. Come posso dire, per poi giocare la partita tutti gli altri giorni dell'anno. Credo sia una cosa che coinvolge gli adulti del territorio, i genitori, le amministrazioni, e credo che questo sia un'esperienza, seppur breve, che è un po' un esperimento, no? Quindi io mi sono allenato in questo modo, poi si tratta di continuare anche nel resto dell'anno, però serve la partecipazione di tutti, perché i ragazzini, oggi sappiamo, non possono muoverli se non c'è un adulto che poi li coinvolge, li mette nelle condizioni di poter continuare a fare questa fatica positiva. Ecco. E sono i genitori che si devono mettere in gioco anche loro, non andare sempre dove vogliono loro, ma portarli anche dove fa bene i propri bambini, i propri ragazzi. Allora andiamo a vedere anche Brendola, perché veramente merita, e vedremo anche se riusciremo a fare questo scambio, ecco, con questi ragazzi, a fare fatica nel Veneto. Abbiamo un Veneto bellissimo che molti non conoscono. Certo. Andiamo a vedere.
Tra le molte tappe del nostro itinerario, l'Incompiuta rappresenta una meta irrinunciabile. La chiesa Incompiuta doveva essere la chiesa nuova dedicata a San Michele Arcangelo ed era il progetto con una visione molto ampia e molto futuristica di Don Francesco Cecchin. Sorta nella baricentrica località di Cerro, la chiesa avrebbe dovuto diventare il polo di aggregazione dell'intera comunità. La posa della prima pietra è stata nel 1931, rapidamente sono arrivati alle fondazioni e poi si è fermata per un periodo. Successivamente i lavori sono ripresi, però incombeva anche la guerra. Nel 1941 arriva a coprire la chiesa, ma poi si fermano definitivamente e non ripartono più. Immobile come una nave di pietra incastrata sul colle, l'Incompiuta di Brendola attende una virata verso un rinnovato splendore. Ci sono stati Allora lascio la parola perché ormai abbiamo finito il tempo. Mauro Gazzola, ecco cosa ho visto, cosa hai visto Gazzola? Me la ricordo Brendola perché ci passo con l'autostrada e poi vedi, sì, anche l'Incompiuta. Ti abbiamo rinfrescato la memoria. Sì, andrò sicuramente in viaggio a Brendola. Sindaco, allora come ci saluta e cosa vuole dire a Mauro Gazzola e tante persone che la stanno ascoltando e vedendo? Beh, allora, tanto vi ringrazio e se passate per Brendola venite a salutarci perché qua giustamente si sta bene e soprattutto alle associazioni di volontariato dico solo di non mollare perché senza volontariato i nostri comuni sarebbero morti e io dico sempre che la marcia in più del Veneto è perché abbiamo tanti volontari, cerchiamo di lavorare tutti insieme per raggiungere un bene migliore soprattutto nei nostri giovani ragazzi. Grazie a Bruno Beltrami, sindaco di Brendola, grazie veramente, ci teniamo tantissimo perché abbiamo un territorio che è fantastico, non c'è niente da dire. Grazie, mentre Mauro Gazzola, presidente cooperativa Chirico, rimane qui con noi. Pubblicità. Dobbiamo ricordare che le malattie non piovono dal cielo, siamo noi che ce le autodeterminiamo e poi ci lamentiamo perché arrivano. Sappiamo benissimo tutti cosa dovremmo fare, però poi siamo pigri e ci accontentiamo di continuare la vita di ogni giorno. Dobbiamo evitare molte forme di dipendenza. La sigaretta è una tipica forma di dipendenza che rende il nostro cervello schiavo della nicotina. Quindi un giovane dovrebbe essere libero, non deve essere schiavo né della nicotina né dell'alcol, perché anche l'alcol è cancerogeno e quindi dobbiamo stare attenti a quello che facciamo per quanto riguarda le bevande alcoliche. Non parliamo delle droghe che pure inducono forme di dipendenza. Dobbiamo invece pensare alle cose che aiutano la buona salute. Pensiamo a mantenere il nostro peso corporeo, pensiamo a una dieta che sia varia ma moderata, una dieta che rispecchi i dettami di quella che chiamiamo la dieta mediterranea, cioè molta verdura, molta frutta, pane, riso e pasta integrali, pochi grassi, relativamente poca carne rossa e invece prediligere di più le carni bianche, il pesce. E abbiamo l'onore di avere il professor Silvio Garattini, Fondazione Negri, ospite. Grazie professore veramente di essere ritornato qui a Sveglia Veneti, quale onore professore, ma soprattutto queste parole importanti, se avete ascoltato, dovete non sentire, ascoltare quello che ha detto il professor Garattini, perché abbiamo questi ragazzi, questi bambini che sono obesi, questi bambini che non possono difendersi da soli, devono essere aiutati.
sbagliati. Eppure il business ha superato il buon senso. Saluto anche Loris Pederiva, presidente Telefono Amico. È con noi anche il professor Garattini, Mauro Gazzola, presidente cooperativa Chiricù, perché loro si occupano di giovani. Mi faceva piacere che la incontrassero, che la conoscessero, perché lei è un saggio, ma non che glielo dico tanto per sviolinare, perché lei è proprio un saggio, ma soprattutto fa capire che non ci vuole così tanto per fare una vita sana. Però io non riesco a capire tutto sto business che ha superato il benessere. Cosa dice, professore? Grazie sempre. E complimenti per il suo compleanno, che non lo abbiamo avuto ospite quel giorno, ma glieli facciamo in ritardo, ma veramente sempre in gamba, professore. Prego. Grazie. Beh, noi in qualche modo siamo vittime del mercato. Il mercato è diventato l'artefice della nostra vita. Sostanzialmente facciamo quello che vuole il mercato, perché è il mercato che ha il monopolio dell'informazione. La pubblicità è la grande arma che ha a disposizione il mercato per convincerci a fare determinate cose, e in qualche modo è scandaloso che si possa fare una pubblicità ingannevole, perché molta della pubblicità che viene fatta non risponde a verità. Quello che si pubblicizza, per esempio nel campo del cibo, molto spesso è cibo che si dovrebbe evitare. Gli integratori alimentari sono un'altra forma di pubblicità. Spendiamo 5 miliardi all'anno per comprare prodotti che servono certamente a chi li vende, ma non hanno una giustificazione scientifica, e così via. Dovremmo essere molto più attenti e chiedere molto di più una informazione indipendente, di cui abbiamo moltissimo bisogno. I medici da chi sono informati? Solo da chi vende. Le società scientifiche da chi sono sostenute? Da chi vende, dalle industrie e così via. Insomma, è tutto legato a chi vende qualcosa. Dobbiamo in qualche modo rendere invece coscienti soprattutto i giovani di informazione che sia indipendente, che li aiuti ad avere buone abitudini di vita, perché sono le buone abitudini di vita quelle che permettono poi di avere una durata di vita sana molto lunga. Questo è. Professor Garattini, io ho questi due giovani uomini, non a caso, due educatori, Mauro Gazzola, che tutti i giorni si occupa di bambini, di fragilità, di famiglie, e abbiamo appunto anche Loris Pederiva, presidente Telefono Amico, che ascolta le fragilità. Ecco, io avrei piacere che questi due giovani educatori le facessero qualche domanda, perché loro si occupano di questo. Ecco, inizierei proprio da Loris Pederiva. Grazie Loris di essere qui con noi, soprattutto per capire quanto si potrebbe fare tutti assieme, quanto è importante fare rete e ascoltare la fortuna che abbiamo di avere queste personalità che ci dicono la strada da scegliere. Ecco, come educare un bambino a essere sano, a vivere sano. L'ha detto benissimo il professor Garattini. I genitori devono ascoltare, capire qual è il bene del proprio figlio. Cosa dici, Loris Pederiva? Io sono assolutamente d'accordo. Buongiorno a tutti quanti e grazie Mirella ovviamente dell'opportunità di parlare di Telefono Amico. Io sono assolutamente d'accordo con quello che dice il professor Garattini, e soprattutto per quanto riguarda i giovani, perché come dice il professore dobbiamo stare attenti alle informazioni che raccogliamo, dobbiamo stare attenti a quello che mangiamo, come ci comportiamo, ma soprattutto direi che dobbiamo prenderci cura anche noi dei nostri giovani, le persone che sono lasciate a se stesse a prendere certe decisioni, soprattutto penso ai giovani, ma penso anche alle persone più adulte che sono lasciate sole. Molto spesso si lasciano andare a
a vizi perniciosi, si lasciano andare a delle decisioni che sono magari mosse dalla facilità del momento o a fare delle scelte che non sono quelle più opportune, e dovremmo responsabilizzarci noi stessi in prima persona nel prenderci cura di queste persone. Questa è l'osservazione che mi viene da fare, e se devo fare una domanda al professor Garattini è proprio questo, un consiglio su come fare a prenderci cura di queste persone. Prego professore. Sì, io penso che noi in Italia e poi nel Veneto in particolare avete la grande fortuna di avere molti volontari. Bisogna fare più rete, cioè bisogna mettersi più insieme, perché molto spesso le associazioni che hanno grandi meriti però tendono a operare singolarmente. Bisogna mettersi insieme, perché il fine fondamentale dovrebbe essere quello di far sì che scuola e famiglia agiscano in modo contemporaneo, in modo sinergico e nella stessa direzione. Bisogna aiutare questo rapporto che oggi si è molto interrotto e anzi è diventato in molti casi contraddittorio, perché molte famiglie se la prendono con gli insegnanti se la prendono con le famiglie, insomma non c'è quel sinergismo che è fondamentale, perché se i ragazzi non trovano lo stesso tipo di atteggiamento, evidentemente o vanno in confusione o fanno quello che vogliono loro. Quindi secondo me questo dovrebbe essere una finalità molto importante, mettere insieme scuola e famiglia e fare in modo che le varie associazioni di volontari si parlino molto di più fra di loro. Professor Garattini, se adesso si parla di picco di influenza, non abbiamo ancora capito quando arriva il picco, perché un colpo arriva a dicembre, un colpo arriva a gennaio, adesso siamo a febbraio, specialmente sembra che colpisca molto i bambini. Però come lei ha spiegato molto bene, ha cercato di far capire anche l'uso di questi farmaci, di questi antibiotici a caso, il fai da te, le famiglie, ma ho l'antibiotico a casa e lo prendo. Lo so che l'abbiamo detto, però qualcuno non ascolta bene, professor Garattini, sente ma non ascolta. Io gradirei che questa mattina fossimo a scuola e ascoltassimo bene il grande professore. Cosa vuole dire anche a queste famiglie che troppo spesso questi farmaci faccio io, ce l'ho a casa, lo adopero, è scaduto, lo prendo lo stesso. Io ho avuto anche il professor Moretti, che anzi le ho anche detto che lei mi ha detto di dire che sarebbe utile di fare avere questi esperimenti sui farmaci degli uomini che poi le prendono le donne, che non va bene. Ha detto che qualcosa si sta facendo, professore. Ho detto che me l'ha detto lei, ha detto che ha ragione, però mi ha detto che qualcosa si sta facendo, non so quanto, però ha detto che è vero e già questo è tanto. Cosa vuole dire a questi genitori, a queste persone che vanno in internet e si curano? Prego. Attenti ai problemi, lei ha citato giustamente il problema dell'influenza e degli antibiotici. Gli antibiotici non agiscono sul virus e l'influenza è fatta da un virus, quindi gli antibiotici non servono nell'influenza a meno che non ci sia una complicazione, ma che è molto rara. Quindi, e invece abbiamo il problema che siamo il paese con un eccesso di mortalità da antibiotico resistenza, perché a prendere troppi antibiotici, prescrivere troppi antibiotici determina poi resistenza. Pensate che in tutta Europa abbiamo 33.000 morti all'anno dovuti al fatto che le infezioni non sono più sensibili agli antibiotici. Di questi 33.000, 11.000 sono in Italia, ma noi non siamo un terzo della popolazione, siamo un ottavo circa della popolazione europea, quindi questo ci dice che noi abbiamo un eccesso di mortalità per antibiotico resistenza. E anche qui perché non prendiamo anche alcune decisioni molto semplici. Per esempio,
In Inghilterra, quando un medico prescrive gli antibiotici, se prescrive 12 compresse, il farmacista dà 12 compresse, che è quello di cui, faccio un esempio, c'è bisogno. Qui invece ci sono le confezioni e le confezioni magari sono da 10, quindi per fare 12 compresse bisogna comprarne 2 e se ne comprano 2 vuol dire che poi ne rimangono queste compresse e con tutte le buone intenzioni le mamme, appena il bambino c'ha mezzo grado di febbre in più, scatta l'antibiotico e questo è quello che poi determina il fatto dell'antibiotico resistenza, che è un fenomeno molto grave che sta aumentando con il tempo e quindi dobbiamo stare molto attenti. Allora sentiamo anche Mauro Gazzola che domanda vorrebbe fare, visto che hai l'onore di parlare col professor Silvio Garattini questa mattina, tu che ti occupi tanto di bambini, di giovani, di famiglie. Prego. Certamente, allora la ringrazio perché è stato un intervento interessante. Assolutamente io credo che poi la salute fisica, sia per quanto riguarda la propria attività oppure anche l'alimentazione, produca un risparmio nell'ordine dei miliardi alla sanità pubblica a lungo andare e questo non... ecco. Però volevo fare una domanda specifica. Io sto notando una cosa, però vorrei credere al professor Garattini dal suo osservatorio, perché non so se è una mia percezione. Si è diminuita l'attenzione nell'educazione alimentare dei bambini, nel senso che io mi trovo adesso ad avere a che fare, osservando anche i gruppi di bambini, soprattutto dei più piccoli, molti problemi di sovrappeso, anche importante. E io credo che occupandomi di educazione per me è una cosa fondamentale anche l'educazione in questo senso, anche perché ne va della salute, ma non solo della salute. Un bambino sovrappeso poi fa fatica a partecipare alle attività con gli altri, fa fatica a giocare, fa fatica a sperimentare la vita, insomma in tutte le sue forme, dispiace. Però mi sembra che ci sia un calo di attenzione nell'educazione alimentare, poi quella dei farmaci, e che si necessiti effettivamente, vorrei chiedere un consiglio anche per dove e in che modo poi ritornare a fare un'educazione seria degli adulti che si occupano dei bambini. Ecco. Professor Garattini, a lei? Sì, la sua è una giusta osservazione, è una giusta sensazione, perché si pensi che l'anno scorso sono morti 4.000 bambini per problemi alimentari, sia per eccesso di alimentazione sia per carenza, l'anoressia, quindi che è molto grave quanto l'eccesso. In Italia, professore, 4.000 bambini. Esattamente, in Italia. Quindi questo, diciamo, è un dato molto preoccupante. Sono soprattutto le ragazze che hanno problemi alimentari, molto spesso per ragioni estetiche, per ragioni insomma di linea, e quindi è molto importante aiutare i ragazzi. Prima di tutto bisogna che l'alimentazione sia corretta in famiglia. Purtroppo una volta le mamme, mia mamma aveva molta più attenzione a quello che mangiavamo perché preparava lei da mangiare. Adesso invece purtroppo le mamme spesso devono lavorare, quindi hanno pochissimo tempo e quindi si usano molto dei cibi conservati, dei cibi già preparati e pronti per essere, e questo non è un bene perché molto spesso non sono freschi e hanno degli additivi che non sono assolutamente utili. E poi l'altro problema è nella scuola, dove c'è in molti casi l'alimentazione a mezzogiorno, e questo è importante per fare in modo che nelle scuole ci sia una grande attenzione, che ci sia la prevalenza, come abbiamo detto, di frutta e verdura, e ci sia una prevalenza di cibi integrali, di legumi, di cose che sono molto utili dal punto di vista dell'alimentazione. Siamo il paese che in Europa è fra i più alti in termini di percentuale di bambini in sovrappeso e obesi,
e questo è un altro aspetto molto importante. Poi abbiamo un altro problema a cui dovremmo fare attenzione. Oggi molto spesso sono i nonni che si occupano dei bambini più piccoli perché i genitori sono impegnati e quindi sono loro che danno l'alimentazione, sono loro che magari molto spesso per accontentare i nipotini danno merendine, danno cose che non sono utili e che generano cattive abitudini alimentari. Ecco, quindi ci sono tanti ambienti in cui dobbiamo agire perché l'alimentazione divenga un elemento importante. Tutti sappiamo quello che si dice, cioè siamo quello che mangiamo, ma diveniamo anche quello che mangiamo e quindi dobbiamo tenere presente che quello che i ragazzi mangiano oggi devono capire che non è importante per l'oggi, è importante per quello che sarà il loro futuro. Abbiamo Antonio da Padova, grazie professor Garattini, vai Antonio. Buongiorno Mirelle, buongiorno all'ospite. Io mi ricordo che una volta andavo a scuola con una cotoletta, un pezzo di pane, una cotoletta e una bottiglietta di acqua. Adesso tu vai a scuola con tutti quei sputacci che ti vendono, che in televisione proprio, guarda, ti fa vedere, ma ci sono miriadi di dolciastri, cioè praticamente una volta si dà da mangiare quello che ti propongono in televisione, ci sono le pubblicità e quello ti dà da mangiare, proposta di cosa che dopo se la metà dei bambini sono obesi, chiaramente, logicamente parlando, perché guarda è una cosa grande. Ma allora diciamo i genitori, poveretti genitori. Una volta mi ricordo che andavo a lavorare io e mia moglie stava a casa, io acciappavo un bel stipendio, la moglie stava a casa, faceva tutte le sue merendine in casa, salutari. Adesso non è, cioè, il tempo non è più di starci dietro. E tu vai nei supermercati, hai dei carrelli lunghi come dei camion, entri e c'è tanta cianfrusaglia, tu carichi tutto dentro, è tutto un sistema di consumismo che crea appunto cos'è che dai da mangiare ai bambini? Dai da mangiare quello che ti dà il supermercato, perché tu che sei talmente impegnato con il lavoro, te, la donna, l'uomo, che non sai neanche cos'è che mangiano i bambini e si trovano tutti questi sputacci in casa dico, cioè, per me c'è poco insegnamento rispetto ai bambini. Grazie Antonio, sei stato molto chiaro, ti ringrazio della telefonata, devo correre perché ho tanti ospiti questa mattina, hai detto delle cose vere, il problema è che ho avuto un sindaco di un paese vicino a Treviso, una sindaca che ha cercato di fare anche una dieta salubre per i bambini, è successo il finimondo. Ah, mio figlio non ha mangiato, mio figlio mangia pochissimo, ha dovuto cambiare la mensa. Pensi, professore, questi genitori invece di ringraziare questa sindaca che cercava veramente di far capire l'importanza di una dieta salubre e sana, ha dovuto cambiare perché i genitori si rifiutavano di far mangiare i loro figli nella mensa. Ma chiedo anche a Mauro Gazzola, Mauro, il professore ha detto, ecco, specialmente le ragazze con l'anoressia, specialmente perché non mangiano malissimo e poi arrivano a dei pesi incredibili e molte muoiono anche. Tu che ascolti, che numeri hai, che numeri vuoi dare al professor Silvio Garattini? Perché mi fa piacere avervi ospiti e interloquire anche col professore su questi temi importanti. Prego, Loris. Sì, intanto grazie ad Antonio da Padova che ci ha portato una testimonianza di tempi che furono e che effettivamente, senza guardarci troppo indietro, diciamo si stava meglio una volta o si stava meglio quando si stava peggio. C'è magari un fondo di realtà in questo e questo forse parte anche dall'osservazione che ha fatto Gazzola, che era molto puntuale. I giovani maturano delle abitudini che non sono buone e tutto questo poi va a scaturire a dei disagi che poi andiamo a raccogliere anche noi con i nostri servizi, non tanto con il telefono amico, sì,
anche lì, ma soprattutto con il WhatsApp amico. I giovani sono molto più propensi a esprimersi tramite lo strumento del telefonino o del tablet, e quindi il servizio WhatsApp amico è letteralmente travolto dai giovani, e ci portano proprio queste problematiche, ci portano la difficoltà nel relazionarsi con i propri amici o con le altre persone o con la propria famiglia, ci portano disturbi dell'alimentazione, ci portano, pensate che il 5% degli interventi che arrivano sul WhatsApp amico sono di intenti suicidari, e sono letteralmente centinaia. Noi solo di WhatsApp amico facciamo migliaia di interventi ogni anno, solo a Treviso, e sono numeri che effettivamente spaventano, lasciano l'amaro in bocca. È proprio per questo che mi sentirei di insistere anche, e grazie per la presenza del professor Garattini: educhiamo chi deve educare. I genitori fanno il meglio che possono, i genitori hanno sempre fatto meglio che possono, eppure ci troviamo in questa situazione in cui i giovani, soprattutto ragazzi e ragazze indistintamente, si trovano ad esplorare da soli questa fase della vita in cui crescono, devono sbagliare, è giusto che sbaglino, ma devono comunque essere accompagnati e seguiti in qualche modo, altrimenti poi arriviamo noi e raccogliamo questi interventi di profondo disagio che poi sfocia in, per quanto riguarda il nostro operato, può sfociare in malattia psichica o comunque in disagio psicologico. Quindi dobbiamo assolutamente fare tanta attenzione a quello che succede soprattutto con i giovani. Ma io non sono mica tanto d'accordo con te, Loris Pederiva, perché sì, alcuni genitori fanno quello che possono e cercano di fare il meglio, ma molti non lo fanno proprio. Se io ti ho portato l'esempio di questi genitori che hanno contestato questa sindaca che cercava di fare una mensa molto salubre, capisci bene che non ci siamo. Il bambino ha bisogno di mangiare, come dice giustamente il professore, in casa soprattutto bene, ma se non mangia bene in casa cerchiamo almeno di fargli fare questa cultura alimentare nella scuola, ma poi vengono contestati. Professor Garattini, cosa dice? Ecco, cosa dice a questi giovani educatori che, come vede, vogliono apprendere, vogliono capire come muoversi in un mondo molto complesso, direi. Prego, professore. Certamente bisogna dire una cosa, diciamo, che dico con molto dispiacere, e cioè che se io posso fare dei paragoni, insomma, comunque giro molto per l'Italia e quindi conosco abbastanza la situazione, bisogna purtroppo dire che è aumentato l'egoismo. Cioè c'è più egoismo da parte di tutti, ognuno pensa di più a se stesso anziché pensare ad aiutare gli altri, e questa è la causa di molti fatti di cui poi ci lamentiamo, che sono appunto la mancanza, la denatalità, perché è un problema per cui avremo gravissime conseguenze nella nostra società, perché mancano i giovani. Pensate che 20 anni fa avevamo 1 milione di diciottenni, oggi ne abbiamo 380.000. Questo ci dice che non risolveremo il problema della natalità con i giovani che abbiamo adesso. Abbiamo bisogno di immigrazione, ma questo, diciamo, naturalmente fa parte dell'egoismo di cercare di evitarla il più possibile, e così via. C'è egoismo nell'attenzione, nel tempo che si dedica, e io credo che dobbiamo fare un grande appello perché cerchiamo di occuparci tutti un po' di più degli altri. E in fondo dovrebbe far parte della nostra educazione che abbiamo avuto da giovani nell'oratorio, nelle associazioni religiose, e cioè ricordiamoci del dettato evangelico: amerai il prossimo tuo come te stesso. Abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di maggiore attenzione per gli altri.
Guardi, professore, manderò questa intervista che lei sta facendo, queste parole, a qualche politico che forse non ha capito bene come dovrebbe funzionare, chissà che con le sue parole riesca ad ascoltare quello che veramente c'è bisogno. Pensi che a Conegliano non riescono a fare neppure la prima comunione perché non ci sono bambini. Ecco, dico tutto dicendo questo, qui a Conegliano non ci sarà la prima comunione perché non ci sono bambini. Però ci sono tanti cani in famiglia. Beh sì, quelli sì, ma l'ha detto anche Papa Francesco, si ricorda, professore, che l'ha detto anche Papa Francesco. Abbiamo Luciano da Desenzano, vai Luciano. Mirella, ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Vorrei fare una domanda dopo al professor Garattini. Veloce Luciano, vai. E lo ammiro moltissimo perché lo vedo tante volte. Parto con una battuta però a Mirella, lasciami stamattina. Ma che si sposino i preti e anche le suore, che nascerebbero 50.000 bambini in più all'anno. Niente, professore, io ho 78 anni e 4 mesi e soffro da 15 anni, mi è ritornata la gastrite duodenale, no? Ma gli ultimi 3 anni ho fatto gastro, retto, ho fatto colbario, stomaco, duodeno, tutto l'intestino tenue. E praticamente il mio medico, quando vede il computer, dice: ma è tutto aperto, ma io anche per digerire un bicchiere di tè o qualcosa mi ci vuole non 10 minuti, mi ci vuole un'ora, no? E qualche anno fa, sono d'accordo con lei, frutta e verdura bisogna mangiare. Qualche anno fa ho visto sul giornale di medicina che con laser puliscono il duodeno con laser. Lei sa qualcosa di questo? Può dire qualcosa di questo? Vedi, professore, quanto si fidano di lei, è diventato il medico personale a Sveglia Veneti. Grazie Luciano. Professore, se vuole rispondere brevemente, grazie. Diciamo, vado da un bravo gastroenterologo perché sono i gastroenterologi che possono dare dei buoni consigli, non è possibile dare consigli per televisione non sapendo nulla della situazione personale, insomma, quindi bisogna andare in Veneto ci sono ottimi ospedali e ottime gastroenterologie, quindi è lì dove troverà la soluzione dei suoi problemi. Professor Garattini, il Veneto è questo, ma anche il paese del vino, professore, questo vino, questo alcol, lei sorride ma viene da piangere. Fra poco mangeremo foglie di vite perché ormai vediamo com'è, e berremo il vino e mangeremo le foglie, ma soprattutto, professore, questo messaggio spaventoso anche col nuovo codice della strada. Si beve molto meno nei ristoranti, nelle trattorie, per fortuna dico io, se è vero che è così, ma soprattutto questa preoccupazione di non bere, questi messaggi allucinanti che passano anche i giovani con questi drink terribili, perché non c'è anche una cultura dell'informazione anche nella scuola, questi drink analcolici, la birra analcolica. Io ho avuto un trasportatore che ha detto: io non la trovo nei supermercati, sono anche andato alla ricerca vino analcolico e birra analcolica, ma non l'ho trovata. Ecco, che messaggio vuole dare? Ecco, questo bere troppo alcol, fin da bambini a 11 anni con gli spritz, con la canna, con la sigaretta, perché questo è quello che vediamo. Ma come dice lei, perché il business è questo. Prego. L'alcol è cancerogeno, quindi questo diciamo lo sappiamo da circa un po' più di un anno, perché prima la dizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità era alcol possibilmente cancerogeno. Oggi ci sono tutte le informazioni scientifiche per dire che è cancerogeno, quindi non c'è nessuna differenza fra la sigaretta e l'alcol, sono tutte e due cancerogeni, però li trattiamo in modo molto differente a causa della nostra cultura, e anche a causa degli interessi economici, perché non dimentichiamoci che tutto questo è complicato dal fatto che il bilancio, diciamo, dei nostri vini assomma a circa 50 miliardi all'anno di fatturato, insomma, quindi questo
ha indubbiamente una grande importanza, però noi ci comportiamo in modo molto differente. Per esempio, le sigarette ci hanno scritto: questo prodotto è dannoso alla vostra salute. L'alcol non c'è scritto niente, ma se andate in Nuova Zelanda o in Australia, comprate una bottiglia di vino, c'è scritto: questo prodotto può essere dannoso alla vostra salute. Quindi anche in Italia dovremmo avere almeno questo tipo di informazione. La gente lo deve sapere. Non solo, ma le sigarette le vendiamo soltanto nelle tabaccherie per avere un'idea di quanto si consuma. L'alcol si beve dappertutto e non c'è nessun controllo di nessun tipo. Però l'alcol è dannoso non soltanto a se stessi, ma è dannoso anche agli altri, perché molti dei problemi che abbiamo negli incidenti stradali e negli incidenti occupazionali sono dovuti all'alcol. Quindi questo è un altro aspetto importante. Non faremmo mai un festival della sigaretta, ma facciamo regolarmente il festival del vino DOC, facciamo il Vino Italia a Verona, facciamo tante manifestazioni che non faremmo. Non porteremmo mai, quando andiamo a casa di qualcuno, una stecca di sigarette, ma portiamo il vino. Grande professore, no, lo dicono anche i miei ospiti, grande professore, ma chi va a cena a una festa con una stecca e sigarette, però con la bottiglia? Certo che sì, grande professor Garattini. Quello però che vorrei capire, professor Garattini, anche con gli integratori, molto di moda. Io ho diverse amiche: mamma mia, l'integratore mi ha fatto bene. Io rispondo quello che aveva detto lei a Svegliavete: se sei convinta che ti fa bene, prendilo, cosa devo dirti? Se sei convinta tu, io imparo da lei, vedi che ascolto bene. Lei mi ha detto: perché sei così perplessa? Perché me l'ha detto il professor Silvio Garattini: se sei convinta che ti fa bene, per carità prendilo. Però c'è proprio una moda, specialmente chi va in palestra, chi fa attività fisica. Cosa vuole dire, professore? Ma voglio dire intanto che non esistono prove scientifiche che gli integratori alimentari abbiano un significato. Vengono presentati come se fossero dei farmaci, ma la legislazione proibisce che vengano presentati come farmaci. Non solo, ma molto spesso gli integratori alimentari rappresentano un alibi per una cattiva alimentazione. C'è molta gente che dice: io mangio quel che voglio perché tanto poi con l'integratore alimentare metto a posto tutto. E questo è dovuto anche a una pubblicità ingannevole, perché non si può scrivere nei dati pubblicitari che l'integratore è contro l'invecchiamento, che l'integratore fa bene per le ginocchia, che l'integratore fa bene per qualsiasi cosa. Insomma, è una pubblicità falsa. Purtroppo non abbiamo un giurì della pubblicità che metta ordine, quindi tutti possono scrivere e fare tutto quello che vogliono. Quindi il mio consiglio è: spendete meglio i vostri soldi. Comunque visto che ce ne sono anche pochi nelle tasche, fa proprio bene a dirlo. Abbiamo Maria da Bovolenta. Vai Maria. Ciao Mirella. Ciao. E un buongiorno al tuo ospite che hai vicino a te e soprattutto al professore Garattini. Che onore, professore, parlare con lei. Guardi, io l'ho sempre vista alla televisione nazionale, è un periodo che la vedo anche dalla Mirella, ma non sono mai riuscita a prendere la linea perché c'è certi ordini, vero Mirella, che purtroppo, ecco, e finalmente ho preso la linea. Professore, mi congratulo con lei, è una persona squisita e ha una intelligenza unica al mondo, ecco, e lei per me, come tutti i professori che vengono dalla Mirella, sono angeli custodi che salvano la gente e tutto quanto. Volevo dirle, professore, che io nel mio piccolo sono una cuoca casalinga
Ecco, io facevo tutto con le mie mani, quello che potevo, niente grassi, e la Mirella lo sa perché ho detto tante volte che faccio tutto con le mie mani, ecco, e le do non le schifezze ai miei ragazzi, le ho dato, fatto tutto da me, con scrittura e con criterio e tutto, e io schifezze che mangiano meglio è. Se devo fare le patatine fritte le faccio io, so cosa ci metto e tutto quanto. Non sempre, ogni tanto. Bisogna variare le cose per i ragazzi, neanche il primo, soprattutto il primo che fanno bene, ecco, senza esagerare. E io nel mio piccolo professore li ho cresciuti bene e mangiano di tutto, perché i ragazzi hanno bisogno di mangiare di tutto. Da Grazie piccoli Maria, devo correre Maria, grazie, penso faccia piacere anche al professore. Vedi, io non ho mai sentito un telespettatore o telespettatrice che dica a un politico che bravo che sei, che piacere averti ospite e parlare con te, proprio non chiamano neanche a delle volte. Capisce professore, mi fa veramente piacere, perché vede l'umiltà è quella che ripaga. Quello che dice giustamente è la varietà dell'alimentazione, che è importante non soltanto per avere tutti i micro e i macronutrienti di cui abbiamo bisogno, ma è importante perché i cibi sono contaminati e quindi se noi mangiamo sempre la stessa cosa aumentiamo molto il contaminante. Quindi la varietà ci permette di diluire molto i contaminanti che sono presenti nella nostra alimentazione. Quindi la varietà è molto importante, e però è importante anche la moderazione, soprattutto nell'età adulta. Mangiare poco è un elemento importante per la longevità, che è quello che dicevano i nostri vecchi. Bisogna alzarsi da tavola con un po' di fame. Allora lo dicevano a scopo consolatorio perché c'era poco da mangiare. Adesso i frigoriferi sono pieni e quindi dobbiamo evitare di mangiare troppo. Mangiare proprio questa mattina, professore, che ognuno di noi butta via ogni giorno 120 grammi di cibo. Esatto, Pensate, esatto. Prego professore. Sì, no, ha ragione. Abbiamo purtroppo un grande spreco di cibo e invece c'è tanta gente che muore di fame, quindi dobbiamo fare attenzione a questo. Il cibo deve essere, soprattutto nell'età adulta, in quantità ridotta. Ci sono delle mode, ognuno può mangiare quando vuole. Quello che è importante è quanto, non quando. Uno può mangiare anche 5 volte al giorno, basta che mangi poco, alla fine della giornata va tutto bene. Professore, io faccio come lei, mangio una volta al giorno, ma ho una fame quando mi siedo la sera, professore, che fatica alzarsi con la fame, io non ce la faccio, professore, mangio, però sto bene, professore, mangio ma sto bene. Vedrà che con il tempo mangerà poco anche la sera. Grazie professore, speriamo. Sentiamo anche cosa dice invece, lasciamo riposare un attimo anche il professor Garattini, giustamente anche Loris Pederiva, questi numeri che voi avete, questi suicidi che ha detto veramente Loris Pederiva, questo presidente di Telefono Amico di Treviso, che fanno molto pensare. Questi giovani hanno di tutto, come dice il professor Garattini, i frigoriferi sono quasi sempre pieni, a parte quelli miei che ho il banco solidale che non sono pieni, li riempiono una volta al mercoledì. Ma cosa c'è che non va secondo te, Presidente? Cosa hanno bisogno questi giovani? Perché in realtà hanno tante cose rispetto ai vecchi di una volta, quelli che hanno provato la guerra, la miseria che non è la povertà, è diversa, la fame, la sete. Prego Presidente. Cosa hanno? La risposta molto probabilmente è anche più semplice di quello che ci aspettiamo. Sono soli.
non c'è qualcuno che dia una mano, che li ascolti, che li faccia sentire accompagnati o che li faccia semplicemente sentire ascoltati. Questo è il nocciolo della questione, e da qui a cascata vengono giù tutte quante le problematiche che noi raccogliamo. La metà delle telefonate che ci arrivano al telefono amico, quasi metà, sono telefonate per un bisogno di compagnia. Una persona che è talmente sola, non ha nessuno con cui confrontarsi, che alza la cornetta e chiama il telefono amico. Altre chiamate che ci arrivano sono ovviamente poi in cascata, con la gravità sempre maggiore di queste problematiche, il disagio psicologico dovuto magari alla violenza domestica, dovuto alla difficoltà nel relazionarsi per litigi in famiglia. E pensate che dopo il Covid, questa pandemia che abbiamo avuto così tanta premura di lasciarci alle spalle, tutte quante queste situazioni si sono acuite. Il numero di telefonate che noi riceviamo è più che raddoppiato. Infatti siamo profondamente in difficoltà con la quantità, con la forza lavoro che abbiamo, nel senso che solo a Treviso raccogliamo circa 5.000 telefonate all'anno. In tutta Italia, in Telefono Amico Italia, ne arrivano circa 90.000 telefonate ogni anno. Solo sotto Natale, quando abbiamo fatto la non stop natalizia, abbiamo fatto 48 ore di filato anche la notte a ricevere telefonate. Abbiamo ricevuto 680 telefonate in 48 ore, e se avessimo avuto ancora più persone, sono convinto che avremmo ricevuto ancora più telefonate, perché c'è questo bisogno pervasivo di condividere, di non sentirsi soli. La solitudine è un male estremamente nascosto, nel senso che non si vede. Visto che hai nominato il Covid e visto che hai detto che molte persone hanno chiamato, c'è una domanda che vorresti fare al professor Silvio Garattini proprio in merito a questo? La domanda che mi sentirei di fare però servirebbe la sfera di cristallo. Quando è che riusciremo a liberarci degli strascichi che ha lasciato il Covid, soprattutto con i giovani che si sono trovati chiusi in casa proprio in quel momento della vita, in quegli anni della vita in cui avrebbero comunque dovuto uscire, giocare e confrontarsi tra di loro? Quando riusciremo a liberarci di questi strascichi? Prego, professor Garattini. Quando sarà passata la generazione che ha avuto questo problema, purtroppo, perché ci sono dei profondi cambiamenti avvenuti a livello cerebrale e questi sarà molto difficile cambiarli nel tempo. Avremo una sequela di eventi che continuano, avete già citato, abbiamo un aumento del circa il 40% di prescrizioni di antidepressivi che rispecchia il disagio dovuto al problema del Covid. Abbiamo avuto la mancanza di relazioni sociali per tanti ragazzi, tanti giovani, e questo ha inciso certamente sulla struttura cerebrale. Non ci libereremo facilmente, solo che non impariamo nulla. Se venisse una pandemia adesso saremmo nelle stesse condizioni di quella precedente, perché non abbiamo fatto niente per fare meglio nel caso venga un'altra pandemia, e verrà certamente, perché la globalizzazione comporta questo tipo di problemi. Abbiamo Adriana da Crocetta, vai Adriana. Buongiorno a tutti, buongiorno ai suoi ospiti, che vedo che è un ospite molto importante. E volevo dire che proprio il professor Garattini ha detto che quando i bambini vanno dai nonni mangiano male. In casa mia no, perché noi quando tornano dalla scuola mettiamo un toast, una mela, premuta d'arancio, quello devono mangiare quando tornano da scuola e mangiano sa. Ecco, volevo dire solo questo, non sono tutti i nonni che fanno dei loro nipoti, tant'è vero che sono longilini, sono due ragazzine, stanno bene, insomma, ecco.
Grazie. Grazie Scusatemi. Adriana, e per fortuna che non sono tutti i nonni, dico io, per fortuna che non ci sono tutti i genitori e per fortuna che abbiamo anche questi educatori qui presenti questa mattina, che mi piaceva tantissimo farli conoscere al professor Garattini, perché ce la stanno mettendo tutta anche con questi bambini, con questi ragazzi, qui i genitori a fare fatica, a lavorare, a muoversi, però professore ha ragione lei che imbranati che sono sti bambini, si muovono veramente pochissimo, malissimo. Diceva appunto Gazzola, se fossero stati i giovani di una volta, mamma mia, altri movimenti avrei visto. Perché sono così lenti secondo te, Mauro? Mirella, oggi un ragazzino per cambio, proprio c'è stato un cambio molto veloce e radicale della nostra società, quindi non abbiamo più quel tipo di, anche il tempo, ma non solo, anche la possibilità di fare esperienze concretamente di manualità. Perché oggi un ragazzo nasce in abitazioni che non hanno più campi agricoli intorno a casa, altri tipi di attività, quindi si sono spostati un po' gli interessi ma anche le possibilità concrete di fare questo. A me interessava molto quello che ha detto il professor Garattini, che è vero c'è anche una questione di educazione, no, rispetto a questo punto, però io vorrei sottolineare una cosa che ha detto all'inizio. Non c'è ad oggi, dal punto di vista proprio istituzionale e politico, anche la volontà di promuovere un'informazione che sia chiara e autentica. Nel senso che non solo in campo alimentare ma anche in campo educativo oggi purtroppo i genitori sono sommersi da 1000 teorie diverse e ognuno ha la pretesa di essere la strada giusta e poi noi ci troviamo di fronte a gente che crede alla qualunque. No, nel senso che... O vado su internet? Sì, su internet si informano lì, oppure ho sentito dire che va di moda sentire cosa fanno in Nord Europa, va di moda sentire cosa fanno i bambini In realtà è ben chiaro che cosa fa bene e che cosa non fa bene, no? Bisogna fidarsi anche dei professionisti. E non solo, in tutti i campi proprio... porto anche il campo non solo dell'alimentare, delle attività, perché è un campo legato anche questo all'educazione. È importante riprendere una informazione che sia autentica, sia scientifica e sia anche promossa da un'istituzione credibile. Sì, ma è come dice il professor Garattini, se noi capissimo bene quello che viene detto e quello che dovremmo fare, il problema è che qualcuno non ascolta, perché lo sport è entrato nella Costituzione nel 2024, giusto? Però lo sport a scuola si inizia a fare dalla quinta elementare, oppure a discrezione di qualche brava maestra, che ce ne sono, un'ora hai detto tu bravo, oppure a discrezione di qualche brava maestra anche all'asilo che inizia a far fare il movimento a questi bambini. Cioè vuol dire che proprio non ci siamo, non si investe su questo, questa è la verità, non si investe sulla famiglia e qui veramente si riesce a capire perché anche il 50% non va più a votare, perché dobbiamo avere dei servizi che non abbiamo, ma siccome li paghiamo questi politici dovrebbero anche attenzionare quelli che sono i bisogni del paese e sono quelli che ha detto anche il professor Garattini. Ecco, io ho un banco solidale e due famiglie che lavorano, due genitori che lavorano non riescono ad arrivare alla fine del mese perché pagano o affitto o mutuo 500-600 euro, poi vai a lavorare e devi mettere la benzina, la macchina, il trasporto, non so perché i politici hanno tutto gratis. Quelli che lavorano invece i comuni mortali non devono pagare tutto, cioè c'è qualcosa che non torna, ma si inizia a capire, professore. Sveglia Veneti non si chiama a caso. Abbiamo Anna Maria da Castagnole, vai Anna Maria. Ciao. Saluti anche al dottor Garattini. Volevo dire che c'è troppo un abuso però anche di medicinali antidolorifici e la tachipirina. Ci sono bambini, amiche di mia figlia che a 37,5 danno la tachipirina. Ma quando si deve dare la tachipirina? Dopo i 38, dopo 39? Perché per conto mio c'è un abuso. Io ho avuto l'influenza, non ho preso la tachipirina, mi sono curata a letto, una fetta biscottata, sono restata a dite e sono guarita benissimo senza prendere un antidolorifico e non la tachipirina. Faccio per dire, c'è un abuso adesso, c'è un abuso antidolorifici a go-go e dopo volevo dire al dottor Garattini come fa a fare 5 chilometri, non mangia a mezzogiorno, mangia la sera. Cosa mangia la sera? Io ho tirato su mie figlie a panini quando andavano a scuola, ricreazione, panini col prosciutto,
panini col formaggio e loro si vergognavano perché gli altri avevano già le brioche. Adesso arrivati a 50 anni hanno detto mamma brava brava, me li date e ancora continuano così. Io faccio un dolce in casa, si può dire 2 giorni sì e 2 giorni no, mangio solo le cose fatte da me perché io ormai sono in pensione, mi dedico alla cucina, faccio il pasticcio con la mia zucca, tutte le cose mie, ecco, di casa, e vedo che sto bene, però io non ho un antidolorifico nella mia dispensa, non ho né auli, insomma guarda, tutti prendo un aulo, prendo qua, prendo là, ti rovinano lo stomaco. Grazie Anna Maria, fammi andare avanti, molto chiara, prego professor Garattini. Beh, ha ragione, cioè c'è un eccesso di impiego di farmaci perché la gente non resiste più al più piccolo dolore, insomma, invece molte delle cose poi passano da sole e quindi dovremmo stare molto attenti a usare i farmaci quando veramente servono, anche perché dei farmaci si decantano i benefici, ma non si parla mai degli effetti tossici. I farmaci, non ci sono farmaci innocui, tutti i farmaci danno effetti collaterali e quindi li chiamiamo collaterali, ma sono effetti tossici perché usiamo parole dolcificanti. Dobbiamo sapere che quindi i farmaci vanno usati quando c'è veramente bisogno. Assistiamo invece al fatto di persone anziane che ricevono anche 15 farmaci al giorno, ma mai nessuno ha stabilito che 15 farmaci siano meglio di 10 o 10 siano meglio di 5. Non esistono dati nella letteratura scientifica, ma sappiamo invece che quanti più farmaci mettiamo, tante più interazioni abbiamo fra questi farmaci, che sono sostanze chimiche, e queste interazioni alla fine non sappiamo che cosa fanno come risultato finale. Quindi dobbiamo stare molto attenti e dobbiamo andare dal medico. Spesso andiamo dal medico con l'idea che se non ci dà un farmaco è un medico che non capisce niente. Invece dobbiamo essere molto grati ai medici che non danno farmaci, perché vuol dire che non accontentano il desiderio degli ammalati. Non sempre per una malattia è importante avere un farmaco, molto spesso è cambiare abitudini di vita. Ha proprio ragione professore, io mi ricordo quando ero piccola che c'era una signora vicino a casa mia che ha cambiato il medico di famiglia perché non gli dava i farmaci, veniva a casa senza e lei ha detto ma questo come fa a curarmi? Io cambio medico perché non ordinava culturalmente dobbiamo anche noi migliorare visto che siamo nel 2025 e abbiamo la fortuna di avere questi scienziati, questi ricercatori, questi professori che ci dicono la verità. Professore, quanto le preoccupa questo nuovo governo in America, questo Trump che era contrario ai vaccini, l'abbiamo sentito, addirittura sembra questo Kennedy che sia riuscito a entrare in questa nuova politica per l'ambiente e per tutto. Che messaggio secondo lei stiamo ascoltando? Prego professore. Il messaggio è certamente un messaggio contrario alla salute, perché diciamo sta facendo delle cose che non sono efficaci. Per esempio il fatto di togliere le sovvenzioni americane all'Organizzazione Mondiale della Sanità è una forma grave, è una forma perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità avrà tutti i suoi problemi, però cerca di riportare eguaglianza nel mondo, cerca di aiutare i paesi che hanno basso reddito, i paesi che hanno bassa attenzione per la cultura della salute. E noi purtroppo europei, se fossimo veramente uniti, dovremmo dire prendiamo noi l'impegno di aiutare l'Organizzazione Mondiale della Sanità se l'America non se ne vuole occupare. Abbiamo il problema che ci toccherà in modo importante, che è il problema dei dazi, perché la mentalità
attuale del Presidente degli Stati Uniti è di ricreare una forma di autarchia all'interno degli Stati Uniti, e questo potrebbe essere estremamente dannoso per la nostra economia. Quindi questo dovrebbe essere un incitamento a rafforzare l'Europa. Invece l'Europa non esiste, ogni paese continua a fare per suo conto. Abbiamo bisogno di questa cultura europea. Nessun paese risolverà i problemi da solo, abbiamo bisogno di unirci. Grazie professore. Abbiamo Paola da Padova. Vai Paola. Sì, ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti e buongiorno professor Garattini e grazie mille. Lei ha detto che noi conosciamo solo il 10% degli effetti collaterali dei farmaci. Ma la cosa è molto preoccupante e vorrei che dalla sua grande autorevolezza battesse molto il tasto su questo. Lei ha detto che, come si sa, insomma, che le ricerche vengono pagate dalle ditte farmaceutiche, però c'è il presidente dell'AIFA regionale che invece ha detto che è il contrario, che la ricerca non viene pagata dalle ditte farmaceutiche ma solo in maniera occasionale. Abbiamo sentito che l'altro giorno è uscito l'effetto collaterale della tachipirina, ma anche qui è preoccupante che dopo decenni escano adesso gli effetti collaterali. Quindi dove voglio arrivare? Che dalla sua grande autorevolezza e i suoi grandi studi lei batta molto il chiodo perché la ricerca sia libera, cioè pagata dallo Stato e non delle ditte farmaceutiche che, come lei dice, ed è ovvio che sia, che naturalmente è mirata solo a fare introiti. Grazie Paola, devo andare avanti perché ho già forato, non ce la facciamo, devo dire anche il vero. Il professor Moretti non ha detto proprio così, ha detto una parte è sovvenzionata e una parte no. Prego professore Garattini. No, ma comunque è l'85% degli studi clinici controllati che è sostenuto dall'industria, quindi la parte che viene sostenuta pubblica è molto molto scarsa. Vi do un dato per capire com'è la ricerca in Italia. Se noi dovessimo diciamo anche solo avvicinarci a quello che spende la Francia, dovremmo spendere 22 miliardi di euro in più all'anno. Questo è l'ordine di grandezza. Non abbiamo che scarsissima ricerca sostenuta in Italia, abbiamo la metà dei ricercatori della media europea, abbiamo una continua fuga di cervelli di giovani che se ne vanno dove possono lavorare in modo più adeguato. Quindi il problema è molto grave perché i nostri governi ritengono che la ricerca sia una spesa. La ricerca è un investimento. Senza ricerca non facciamo passi avanti e soprattutto senza ricerca indipendente siamo vittime di chi vuole farci chiedere e vuole farci vedere solo i benefici. È vero che gli effetti collaterali li vediamo soltanto nel tempo, li vediamo soltanto dopo anni da quando i farmaci sono in commercio. Non c'è un'agenzia che si occupi di raccogliere gli effetti tossici dei farmaci. Professor Garattini, un'altra cosa che volevo chiedere, io ho avuto molte volte ospiti medici per l'ambiente che ringrazio sempre di venire, di parlare molto chiaro, ho avuto ospite anche pochi giorni fa le mamme NoFAS che sono molto preoccupate per queste sostanze che ci sono nei loro ragazzi. Come vede lei la situazione, questo inquinamento che secondo me inizia, queste falde inquinate che aumentano sempre di più, abbiamo visto le zone rosse che aumentano di più, questi medici per l'ambiente che cercano di dare anche là ma non vengono ascoltati, se vuoi fare le cose te le paghi, come ha detto questo medico, perché non ti do il contributo. Dal suo osservatorio cosa sta vedendo, professore? L'inquinamento esiste, ma dobbiamo fare anche qualcosa per diminuirlo. Per esempio,
è possibile che accettiamo l'idea che ogni anno si fumano 51 miliardi di sigarette che emettono nell'atmosfera sostanze cancerogene, infiammatorie, irritanti, che buttano sul terreno 50 miliardi di mozziconi i cui prodotti tossici vanno a finire nell'acqua e vanno a finire nel cibo? La libertà di chi fuma deve terminare quando tocca gli interessi di chi non fuma, e noi abbiamo un problema molto grave da questo punto di vista. Pensate che utilizziamo una gran quantità di terreno per coltivare tabacco, cioè per coltivare del veleno, e tutto terreno che è sottratto alla forestazione. La forestazione è un elemento molto importante per avere un clima migliore. Quindi molte delle cose sappiamo cosa fare, ma non le facciamo. Abbiamo allevamenti intensivi che usano moltissimi antibiotici, e questo, diciamo, aiuta l'antibiotico resistenza. Abbiamo tutta una serie di problemi che potremmo risolvere e potremmo migliorare, però non lo facciamo. Ma dipende anche da noi, cioè siamo noi che non siamo capaci di unirci per convincere i politici a fare qualcosa di utile. Dipende da noi. Certo, se il 50% della gente non va a votare, non ha poi il diritto di reclamare perché le cose non funzionano. Dobbiamo unirci, e soltanto unendoci, unendo tutte le organizzazioni che hanno a cuore la salute, che possiamo influenzare i politici, perché i politici poi seguono la logica del numero di voti che perdono o che acquistano. Se siamo in tanti a volere qualcosa, ci devono per forza ascoltare. Molto chiaro, professore, la ringrazio. Ormai l'ora è volata con questi graditissimi ospiti. In particolare devo ringraziare veramente il professor Silvio Garattini per metterci la faccia, per veramente dialogare anche con queste persone che si onorano di avere questi ospiti. Vede, professor Garattini, io ho avuto anche poco tempo fa il professor Gino Gerosa, che ha fatto questo miracolo a cuore battente. Ecco, l'umiltà di queste eccellenze. Poi invito qualche senatore onorevole, mi dice: ma che domande mi fa? Ma guardi che io a quell'ora devo smettere. E io dico: puoi stare anche dove vuole, perché a me non che interessa mica più di tanto. Ecco, capisce a che livelli siamo. Per questo non andiamo avanti, professor Garattini. Abbiamo una classe politica molto molto incompetente, non tutta, per carità, perché ci sono anche dei bravi politici, però la maggioranza purtroppo che ci ritroviamo è questa. E delle volte però siamo noi che li eleggiamo, sì, ma finché non cambiano la legge elettorale, professore, quello è quello che passa il convento. E dove vuole che andiamo? Non è che abbiamo tanta scelta, direi molto poca, però noi ce la mettiamo tutta per far capire che devono cambiare la legge elettorale. Allora sentiamo come lo saluta Loris Pederiva, presidente Telefono Amico di Treviso, il grande professore Silvio Garattini. Prego, Pederiva. Vi saluto tutti quanti riagganciandomi al tema iniziale di questo incontro, che era proprio il prendersi cura di sé, e quindi l'invito è un bel modo per prendersi cura di sé e degli altri è quello di diventare un operatore di Telefono Amico, che è un percorso bellissimo, un percorso nel quale ci si mette alla prova ed è un percorso in cui si impara ad aiutare gli altri e ad aiutare anche se stessi. E quindi grazie e buona giornata a tutti quanti. Grazie Pederiva. È anche una cosa che abbiamo sentito questa mattina, magari anche per telefono, dire di prendere meno farmaci, di stare attenti con gli integratori, perché anche questo vuol dire fare sinergia. Ecco, insegnare a queste persone, magari anche che sono in depressione, a usare meno farmaci, magari a muoversi di più, a fare una bella passeggiata quando arriva questa depressione, questa malinconia che ti avvolge e non riesci a fare niente. Uscite. Grazie a Loris Pederiva di Telefono Amico. Sentiamo come saluta Mauro Gazzoglia, sia noi che il professor Garattini. Certo. Mauro?
io saluto tutti e mi sembra di aver capito l'importanza di fare rete, nel senso che è uscita in tante occasioni e comunicare anche tra campi diversi, anche con professionisti diversi, aiuta sicuramente anche a prendersi cura del proprio territorio e andare nella stessa direzione, perché tutto ormai è interconnesso. Grazie anche a Mauro Gazzola, presidente cooperativa Chiricù, e sentiamo come ci saluta, con quale messaggio ci saluta il grande professor Silvio Garattini. Prego professore. Auguri di buona salute a tutti. Meglio di così non poteva salutarci. Grazie, grazie, lunga vita anche a lei. Lo sa, professore, che in euro ha la metà dei suoi anni, perciò deve iniziare un'altra volta a rifare anche i percorsi che ha fatto, perché ne ha veramente pochi, e perciò chissà quante volte magari riusciremo ad averla ospite. Grazie veramente, professor Garattini, buona giornata. Grazie ai miei ospiti, pubblicità. Un altro gradito ospite, abbiamo Massimo Vettoretti, presidente Unione Italiana Ciechi Ipovedenti. Grazie Massimo Vettoretti di essere qui. Allora, cosa hai chiuso nel 2024 che ti ha fatto più piacere, quello che ti ha fatto meno piacere, e soprattutto questo 2025 cosa vorresti dire e che aiuto vorresti avere anche come associazioni o tutte le associazioni che sono molto in depressione perché non riescono ad avere giovani. Abbiamo sentito anche sia Mauro Gazzola che Loris Pederiva che hanno bisogno di giovani. Ecco, anche il mondo della diversità, dei diversamente agili potrebbe aiutare, ma perché non facciamo rete, non ci coinvolgiamo e ci aiutiamo più tra di noi? Prego Massimo Vettoretti. Allora, la cosa più bella che ho concluso nel 2024 è stato il mio ultimo anno da presidente di questa associazione. Ecco. Sono presidente dal 2013, quindi ormai sono 12 anni e confesso di essere stanco. Non tanto di fare il mio lavoro come volontario, Infatti continuerò comunque a farlo, continuerò comunque ad essere presente, a dare il mio contributo all'interno dell'associazione. Sono stanco della burocrazia che gira intorno al terzo settore, bilanci, relazioni, questionari. Passo più tempo a fare cose di questo tipo che non ad occuparmi dei soci. Però vabbè. Pare che fosse compreso nel mandato. Un'altra cosa bella che ho concluso, e che sto iniziando è una collaborazione con l'assessore Tessarollo qui di Treviso. Stiamo iniziando a lavorare sulla questione della violenza contro le donne con disabilità. Abbiamo avuto giusto un incontro ieri e lavoreremo per creare una sinergia con le associazioni che se ne occupano e insomma speriamo che sia l'inizio di tante belle cose. Non è forse però Massimo che dobbiamo accelerare un po' di più, perché tavoli ne abbiamo visto tantissimi, tanti tavoli, ma alla fine sempre un pugno di mosche in mano, si fa un passetto alla volta, poi cambia l'assessore, cambia la politica, cambia tutto, si ritorna indietro, si deve rifare, una burocrazia che aumenta di più, volontariato, bisogna girare col commercialista e pagare per fare i volontari, non se ne può più. C'è qualcuno che forse non ascolta, Vettoretti? Allora, sul fatto che ci siano troppi tavoli, probabilmente hai ragione. Diciamo che un po' più, come dire, di operatività non farebbe male, ma soprattutto meno burocrazia, quello sì. Cioè, bisognerebbe che le cose fossero un pochino più semplici. Teoricamente è stato istituito il registro unico del terzo settore che doveva snellire le cose, in realtà si è rivelata un'altra cosa che va gestita. Pare che in regione, a Roma, si dimentichino che chi fa il volontario non è che debba essere per forza
un dottore commercialista, e non è che io posso spendere migliaia di euro come associazione per avvalermi di un dottore commercialista. Io sono un volontario, io so fare quello che riguarda il mio settore. Dovrebbe esistere una struttura di supporto per le associazioni davvero efficace, davvero efficiente, che dia una mano. C'è già il CSV, Centro Servizi per il Volontariato, ma andrebbe molto 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 potenziato. Anche perché abbiamo visto quando ci sono state queste votazioni, pochissimi si sono presentati come candidati, addirittura associazioni che si sono presentate 2 volte con dei numeri veramente resigui, e poi ci sono queste guerre intestine che sono uscite anche sui giornali e non ne veniamo fuori. Non è che forse dovremmo inserire molti più giovani? Io dico sempre, magari che siccome siamo tante associazioni di volontariato, ognuna rimane con la sua associazione, ma dirigere il gioco un anno a testa, ecco, per vedere se riusciamo a cambiare e inserire molti più giovani. Cosa ne pensi, Massimo Vettoretti? Sono d'accordo, diciamo che per noi come associazione è un pochino più complicato, perché grazie a Nostro Signore di ragazzi e giovani ciechi e ipovedenti ce ne sono sempre meno. La maggior parte dei nostri soci sono anziani, perché con l'aumento dell'età media si fanno avanti tutte quelle patologie che sono proprie della terza età, quindi la maculopatia per esempio, no? Però sì, riuscire a coinvolgere i giovani sarebbe importante. A questo proposito, mi dai un minuto, giusto un minuto? Noi abbiamo aperto un bando per la selezione di 2 volontari in servizio civile che possono lavorare con noi, e ci sono diverse persone che già hanno fatto questo lavoro con un NCEC di Treviso. Adesso ne abbiamo in servizio una di queste volontarie in servizio civile, che lavorano davvero con le persone, non fanno solo lavoro d'ufficio. Il bando termina il 18 di febbraio, lo trovate sul portale del servizio civile, e se volete scegliere l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti come destinazione del vostro servizio civile, o se volete suggerirlo ai vostri figli, ai vostri nipoti, noi saremo davvero contenti di accoglierli. Ecco, questo secondo me è importante, è una bella esperienza che fa crescere molto e che potrebbe essere importante provare a fare. Senti Massimo Vettoretti, perché si fa così fatica ad essere assunto da tante imprese, da tante ditte, se sei diversamente agile? Perché questi sono i numeri che abbiamo, eppure ci sono anche delle agevolazioni, però i numeri non tornano. Cosa c'è che non va secondo te? Se è una domanda più facile, tipo il senso della vita, allora no, il problema è che molto spesso c'è un problema culturale, cioè la persona con disabilità viene percepita come un costo di fatto, quindi se l'azienda può non assumersi questo costo, cercherà tutti i modi per poterlo evitare. Gli incentivi evidentemente non bastano, le sanzioni evidentemente non bastano. Mi viene da dire che forse l'unica soluzione qui sì, ci vorrà tempo, è un cambio culturale, cioè riuscire a capire che le persone con disabilità sono in grado, vogliono e possono dare un contributo positivo anche a livello lavorativo. Però siamo nel 2025 e ancora si fa fatica a capire l'importanza anche dell'utilità di queste persone che, come ha detto Massimo Vettoretti, sanno lavorare benissimo, anche con molto impegno. Ecco, forse non riusciamo a capire questo, ma qualcuno prima o dopo dovrà capirlo, perché già sono in pochi che hanno voglia di lavorare, qualcuno dice, ma almeno quelli che hanno voglia di essere impiegati, di assumerli. Ecco, io chiedo veramente alle aziende di rivedere questo modo culturale che hanno di interpretare anche queste parole, questi significati, e soprattutto assumere queste persone, che sarebbe un bene per la
comunità. Allora andiamo a vedere anche questo servizio che ha preso il nostro bravo regista Andrea Basso, grilli ciechi ipovedenti. Andiamo a vedere. Con un emendamento in sede di discussione di bilancio portato dal consigliere regionale della lista Federica Carlo Grilli sono stati stanziati 84.000 euro per il potenziamento e l'estensione agli autobus extraurbani di Leti Smart, il progetto sperimentale avviato alcuni anni fa che permette a ciechi e ipovedenti maggiore autonomia nei trasporti e nello spostamento in città grazie ai semafori sonori. Leti Smart è un'elettronica che permette di rendere parlante il bastone bianco. Pensate che attraverso Leti Smart oggi è possibile che il non vedente o l'ipovedente possa immediatamente sapere che sta arrivando un autobus, quindi leggere la tabella frontale, addirittura preavvisare l'autista, quindi interagire con l'autista prima che l'autobus arrivi in fermata in modo tale da non perderlo. E quando l'autobus arriva in fermata, anche se ce ne sono di più, lui ha un segnale acustico che può attivare sul mezzo e che gli permette, come se fosse un amico che lo chiama, di raggiungere il mezzo. E poi abbiamo ovviamente tantissime applicazioni che ci sono nell'ambito per esempio dell'ingresso di una scuola, di un negozio, di un esercizio pubblico o di un punto di interesse al quale io voglio arrivare con precisione. Il mio lavoro in questi mesi in Consiglio regionale, a seguito poi di tutti i documenti che ho proposto, va proprio sull'autonomia delle persone con disabilità. Essere persone ed essere cittadini di primo livello vuol dire potersi muovere, poter lavorare, poter soddisfare i propri sogni, i propri desideri, e questi sono strumenti che aiutano e promuovono quel processo, io direi, culturale che favorisce questo obiettivo. Il sistema Leti Smart ha standard elevati, tanto che è in diffusione ormai in tutta Italia. Sì, dobbiamo ringraziare il consigliere Grilli che ha messo a disposizione importanti risorse per questa strumentazione, implementata a Trieste dal dottor Attini, che ha inventato un sistema che permette alle persone ipovedenti di salire sugli autobus, di prendere l'autobus attraverso un meccanismo, un radiofaro che li avvisa quando sta arrivando il mezzo. È una cosa importante, uno standard che verrà applicato in tutta la nazione, e quindi siamo molto orgogliosi e dobbiamo ringraziare ancora il consigliere Grilli per il contributo. Allora Massimo Vettoretti, ricerca e tecnologia, specialmente negli ultimi anni, hanno fatto passi da gigante. Noi abbiamo questa tecnologia che ci permetterebbe di fare tantissime cose, specialmente per quanto riguarda il diversamente agile, però non si investe, e se non si investe non ce l'abbiamo. Cosa vuoi dire? Prego. Allora, il sistema Leti Smart, che io conosco bene, è il massimo che si può avere. Noi ci accontenteremmo di molto meno, nel senso che noi è da anni, realmente anni, che abbiamo un dialogo aperto per esempio con Mobilità di Marca, e mi dispiace doverlo dire qui pubblicamente, per una cosa relativamente semplice, cioè l'installazione delle segnalazioni vocali di fermata. Okay? Cioè, io vorrei, salendo sull'autobus, sapere quando devo scendere, e quando salgo vorrei sapere che linea è. Allora, certamente Leti Smart è una soluzione, ma c'è una soluzione disponibile da 30 anni che permetterebbe, con un annuncio banalissimo, vocale, fatto con un sistema automatizzato, di far sapere alle persone che non vedenti, ma anche chi si distrae un attimo, anche chi non è di Treviso e quindi non conosce le zone, di sapere dove è arrivato. Ecco, nonostante anni di confronto, e qui sì, si va avanti dal 2015, ragazzi, sono 10 anni, ma prima di me se ne sono occupati altri all'interno dell'Unione Cechi, non è che sia io il primo, non si riesce ad avere l'indicazione vocale della linea e delle fermate. Non è fantascienza. In altre città sono cose che ci sono da decenni. Allora perché qui non ci riusciamo? Pare che sia stato possibile farlo soltanto su una delle linee, che è quella che va all'ospedale. Io ringrazio, ma oltre che andare al pronto soccorso e a farmi visitare, vorrei andare anche da qualche altra parte.
Per non parlare poi dell'accessibilità delle fermate dell'autobus, che per chi è in carrozzina è una questione estremamente complicata, estremamente delicata. Cioè, tutti i diritti che diceva bene nel servizio, il diritto al lavoro, il diritto alla salute, tutti i diritti passano prima attraverso il diritto di poter andare dove si deve e dove si vuole. È il minimo, è il diritto di base. Senza di questo dov'è che vogliamo andare? Da nessuna parte. Senti Massimo, tu hai detto due parole importanti che non condivido però. Hai detto noi ci accontenteremo anche di molto meno. No, non bisogna accontentarsi, bisogna avere quello che ci aspetta di diritto, e quello che ci aspetta di diritto sono anche questi mezzi, questi meccanismi che ci farebbero fare una vita molto più dignitosa. Allora andiamo a vedere anche questi cartelli per ciechi e poi li commentiamo con Massimo Vettoretti. Andiamo insieme. Così pure, ok, vieni pure sulla targa così puoi iniziare a leggerlo. Comune di Ponte di Piave, piano primo. Municipio accessibile anche alle persone con disabilità visiva. Presentato il percorso di accessibilità alla sede municipale nell'ambito del PEBA, piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche, e firmata la convenzione con l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti per l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità della vista. La prima impressione che io ho ricavato è una grande disponibilità da parte dell'amministrazione e una grande sensibilità da parte dell'amministrazione, che sono i presupposti necessari per lavorare insieme per l'abbattimento delle barriere percettive ed architettoniche. La nuova cartellonistica in Braille consente da oggi l'accesso e la fruibilità del municipio anche a persone con ridotta capacità visiva. È un primo là rispetto anche alla fruibilità del municipio con queste targhe collegate al Braille. È un percorso che la comunità di Ponte di Piave ha fatto dal 2014 ad oggi, prima con l'abbattimento barriere architettoniche collegate appunto all'ascensore della Casa di Cultura e a tutta la strumentazione che la Regione Veneto ci ha dato, successivamente la sensibilizzazione con la LIS, che è una lingua e che i ragazzi delle scuole la stanno proprio collegando come lingua dedicata appunto alle persone con disabilità sorde, ed ora arriviamo a questo. La giornata si è conclusa con una visita guidata alla Casa di Cultura dedicata allo scrittore Goffredo Parise, dove è stato mostrato ai partecipanti un percorso sensoriale rivolto a persone con disabilità visiva, alla scoperta dell'universo Parise, dei suoi legami, delle sue passioni e della grande pittura italiana contemporanea che trova spazio nella Casa Museo. Le difficoltà maggiori sono relative più che altro allo spostamento in spazi complessi come stazioni piuttosto che spazi molto ampi, piazze simili. L'accessibilità della cultura, anche un altro punto critico che a noi interessa molto, è l'accessibilità dell'informazione, quindi siti internet e simili. Allora Massimo Vettoretti, erano due servizi, sia quello di Trieste che quello di Treviso, di Ponte di Piave, di 2 anni fa. Com'è la situazione? Prego. Allora, fa un po' impressione risentirsi in realtà. Vabbè. Allora, io voglio molto bene al sindaco di Ponte di Piave, nel senso che con lei abbiamo lavorato sempre molto bene e stiamo continuando a lavorare, ed è proprio una persona bella che io stimo molto per la disponibilità che ha dimostrato nei nostri confronti, ma anche per l'umiltà nel volersi confrontare con noi. Diciamo che, come ho detto, per i trasporti siamo lì, cioè da ora ad allora non è che sia cambiato granché. Riguardo all'accessibilità, siamo lì, cioè a parte isole felici ci sono delle situazioni che sono veramente complesse. Adesso a me viene in mente per esempio i lavori che sono in corso alla stazione di Treviso, che hanno notevolmente, parlo della stazione ferroviaria naturalmente, che hanno notevolmente peggiorato le possibilità di movimento delle persone che non vedono.
Avrebbe dovuto essere realizzato un percorso tattile, non l'abbiamo ancora visto. Cioè, il problema, secondo me, è che per ogni sciocchezza ci sarebbe, meglio, da intraprendere una guerra, una battaglia. E sul lungo periodo questo è logorante. È logorante per me, che lo faccio come, diciamo, mestiere. Non voglio pensare cosa sia per un singolo che si trova a dover battagliare, che ne so, con un'amministrazione che non mette un semaforo acustico vicino all'attraversamento, o piuttosto che non abbatte uno scalino costringendo una persona in carrozzina a fare centinaia di metri per poter uscire di casa. Cioè, la sensazione non è tanto che le cose non vengano fatte, perché alla fine, bene o male, in un modo o nell'altro, spesso, non sempre, ci si arriva. La sensazione è quello che per arrivarci però ci sia da fare una via crucis, e questo non è civile, non è una cosa civile. Ma non è, Massimo Vettoretti, che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare? Io sono brava a parlare, io sono brava a dire che questo piano PEBA bisogna consolidarlo, sarebbe il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, però quello che vediamo in giro poi non è proprio così. Ecco, tu ringrazi molto, io non ringrazio più, anzi direi che è quasi un dovere, che oltre a parlare bisognerebbe agire, visto che hanno delle poltrone molto importanti e che possono veramente gestire anche la situazione. Io sono andata a Possagno e ho visto che il sindaco è riuscito a fare questa piazza per i diversamente agili. Allora, se vuoi centrare l'obiettivo, ci devi credere e fare, perché finché parli e che prometti, parlo in generale naturalmente, non è che si vada tanto avanti. L'hai detto tu stesso, io ho lasciato anche dopo questi anni per la troppa burocrazia, ma come devo pagare per fare il volontario? E questo è il risultato che siamo arrivati dopo tanti tavoli di consultazioni, di commissioni. È questo che stanno eliminando, quel volontariato veramente puro, quello che non deve andare a scuola a fare formazione, ma quello che deve agire tutti i giorni aiutando le fragilità. Cosa vuoi dire, Massimo? Io non posso che dire che sono d'accordo, cioè ci sono delle questioni che effettivamente sono complesse e che possono richiedere dei tempi lunghi per essere risolte. Io questo lo capisco. Nessuno pretende la bacchetta magica per cui oggi si dice domani si fa. Però tra qui e oggi dirlo, domani ci pensiamo, dopodomani ci pensiamo ancora un po' e fra 2, 3, 5, 10 anni forse facciamo qualcosa, una parte di quello che avevamo detto, è diverso. Noi abbiamo bisogno, cioè gli amministratori devono capire che nel frattempo le nostre vite passano e le nostre vite sono fatte di tante cose. Per esempio, provate voi a muovervi senza un'autovettura a Treviso dopo le 9 di sera. Buona fortuna. Se dovete uscire dal centro, se dovete fare o il taxi o siete morti, non andate da nessuna parte, perché non esiste un trasporto pubblico reale, effettivo, dopo le 9. Il fine settimana è un disastro. Cioè, non viviamo in un paese, in un contesto favorente. E davvero ne parliamo troppo, però ne facciamo troppo poco. Questo è assolutamente vero. Abbiamo Stefano da Mantova, vai Stefano. Ciao Mirella, ascoltami, burocrazia o non burocrazia, devi prendere i vari sindaci, spronarli, si assumono qualche responsabilità, come noi imprenditori ci prendiamo le nostre responsabilità, aiutare tutti quelli che fanno della beneficenza, del volontario, che senza di loro non andiamo da nessuna parte. Mirella, porca miseria, pensaci te sei all'altezza di poter spronare i veneti. Io sono di origine di Padova e abito a Mantova, però i veneti, se vogliono, la mano te la danno,
li devi spronare di più, il carattere ce l'hai. Mirella, io ti ammiro tantissimo, forza! Grazie caro Stefano, è quello che cerco di fare tutte le mattine quando gli ospiti da anni ai quali a questi sindaci dicono che forse devono fare più rumore, visto che hanno i cittadini dalla loro parte, che sono in tanti, dico sempre che sono troppo tiepidi. Adesso vediamo, c'è questa campagna elettorale, guardate che è una cosa terribile, terribile. Voi non avete idea le guerre fratricide che ci sono all'interno dei partiti per le poltrone, ricordatevi, per le poltrone, perché in palio ci sono tante poltrone con tanti soldi. Pensate cosa riesce a prendere un consigliere regionale dai 6-8 mila euro, non si è ancora capito bene, qualcuno fa la dichiarazione dei redditi, altri no, io le ho lette, c'è tanto da fare, però dobbiamo anche fare sveglia Veneti, perché se non riusciamo a cambiare anche il territorio non andiamo da nessuna parte. Avete sentito anche le associazioni hanno bisogno di rinnovo, hanno bisogno di tanta gente giovane, del cambiamento. Il cambiamento ci deve essere, ce ne sono tanti di bravi in giro, li abbiamo, il problema è che non riescono ad arrivare anche nel mondo del volontariato, non c'è niente da fare, ci sono i campanili. Massimo Vettoretti, cosa vuoi dire anche a Stefano? Prego. Voce Massimo, voce, è andata via la voce. Adesso mi dovresti sentire. Adesso sì. Allora, io posso dire soltanto che capisco la frustrazione, perché è la stessa che provo anch'io. Sembra tutto veramente, sempre tutto molto 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 complicato. Io purtroppo vorrei essere dalla parte di chi può fare qualcosa. Io l'unica cosa che posso fare è proporre soluzioni e presentare bisogni. Queste sono le due cose che io posso fare, sono cose che io faccio da tanti anni, che continuerò a fare, però poi c'è il decisore politico che deve in qualche maniera essere non sensibile, perché a volte non è questione di sensibilità, applicare la norma che già c'è e applicarla bene. Questo dovrebbe fare spesso. Come mai pochi giovani nel mondo del volontariato, nelle associazioni, anche qui nel nostro territorio, molti diversamente giovani, ma non ce la fanno più? Prego Massimo. Perché le persone che probabilmente fanno volontariato, ce ne sono alcuni di giovani, ce ne sono tanti, non quanti vorremmo, ma comunque ce ne sono. Il problema grosso è che si è perso un po' il concetto dello stare insieme per fare qualcosa, migliorare il mondo. Si è perso proprio il concetto di stare assieme. Ti fermo un attimo Massimo, perché abbiamo Paolo da Mestre, perché sono in chiusura, se no non ce la faccio. Vai Paolo, veloce. Ciao Mirella, buongiorno a lei e al suo ospite, buongiorno a lei. Allora, il volontariato è la miglior cosa che ci sia, però non è, è l'unico modo per aiutare le persone al volontariato. Però deve essere più studiato il volontariato per aiutare altre persone, deve essere più ragionato, anche nel senso della politica ci deve dare il senso del volontariato, ma siccome che la politica fanno tutto quello che vogliono, però per fare il volontariato, aiutare la gente che ha bisogno di noi, non ci danno la possibilità anche a livello di denaro, a livello di aiuto, a livello personale anche non te lo danno, non interessano loro e basta. Il volontariato è la miglior cosa che sia in Italia, siamo gli unici più del mondo che facciamo più volontariato di tutti, perché lo faccio anch'io il volontariato una volta a settimana. Ecco, pensa che ha chiamato una signora da Mestre che non sa che associazioni ci sono
a Mestre, a Marghera, nel territorio, che fanno volontariato per essere aiutata. Perciò Paolo, hai capito che dobbiamo fare tanta strada. Devo chiudere, Paolo, se no non ce la faccio. Grazie della telefonata, fatevi riconoscere di più anche a Mestre, perché ci sono queste persone sole che non riescono ad agganciarvi, non riesco a capire come mai. Allora sentiamo come ci saluta Massimo Vettoretti, ormai siamo in chiusura. Massimo, prego. Io vi saluto semplicemente dicendo che dobbiamo fare fronte comune. Dobbiamo immaginare che un altro mondo è possibile e dobbiamo ritrovare il piacere di stare insieme per essere elementi positivi nel mondo che viviamo e renderlo un mondo migliore. Io questo vi dico. Dobbiamo ricominciare a imparare a stare insieme. Chi è il nuovo presidente della tua associazione, Massimo, che non l'ho capito? E non lo sappiamo ancora, lo leggeremo. Non avete fatto ancora le famose votazioni. Sì. Ma non sarò io. Ma hai proprio deciso? Sì, basta, sono stanco. Per un posto in panchina. Vuoi stare in panchina per un po'? Bisogna vedere però se trovi una figura come la tua, molto determinata, che va avanti nonostante tutto e nonostante tutti. La troviamo, anch'io sono dell'idea. Ecco, il problema è che delle volte si fa fatica a lasciare perché nessuno vuole prendersi questo impegno, perché sono impegni anche molto importanti, sono impegni anche che ti sacrificano molto. Capite che non è sempre facile, però bisogna andare avanti, bisogna combattere perché sono fragilità e le fragilità vanno supportate. Però Massimo, scusami, dobbiamo fare anche più rete tra associazioni, perché finché continuiamo con i campanili che non mi vo combattere il mio orticello non arriveremo da nessuna parte, e questo è un danno per tante persone, soprattutto per le fragilità che non riusciamo ad aiutare. Perciò io ringrazio tantissimo Massimo Vettoretti di essere stato con noi. Unione Italiana Ciechi Ipovedenti, vedremo chi sarà il prossimo presidente. Grazie Massimo, adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Pollo alla Marengo. Si racconta che una volta terminata la battaglia di Marengo, Napoleone comandò al suo fedele chef Dunant di preparargli finalmente la cena. Dunant, colto alla sprovvista e soprattutto a corto di provviste, vista la durata della battaglia, dovette riuscire a improvvisare con quel poco che aveva a disposizione. Ingredienti per 4 persone: 1 chilogrammo di pollo tagliato a pezzi, farina, noce moscata, 3 decilitri di vino bianco secco, brodo di pollo o vegetale, un limone, 40 grammi di burro, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale, pepe. Tenete il succo di un limone da parte. Passate i pezzi di pollo nella farina. Fate rosolare il pollo in una padella con una grossa noce di burro e 2 cucchiai di olio. Quando i pezzi di pollo avranno preso colore su tutti i lati, salate, pepate, profumate con una grattugiata di noce moscata, bagnate con il vino e fate evaporare.
aggiungete un mestolo di brodo, coprite e portate a cottura. Occorreranno circa 40 minuti. A cottura ultimata, bagnate con il succo filtrato del limone. Servite subito e buon appetito!